Ribellini. Voi che siete qui stasera. È veramente speciale, lo devo dire subito. Scardiamo le scarde, le corde vocali. Vi ringrazio tutti per la vostra vedi, per esempio, perché ancora non ho parlato da stamattina, quindi con calma tutte le cose. Buon San Valentino a tutti gli innamorati. C'è chi ha rapporti, insomma, le relazioni personali, le relationship, c'è chi è innamorato del Napoli a prescindere, e quindi noi comunque siamo, e chi è innamorato di voi siete gli amici bellini, siete gli amori bellini fondamentalmente. Quindi vi ringrazio a prescindere, ringrazio Salvatore che vedo tra i nuovi, poi ogni tanto YouTube si organizzerà, perché nel frattempo io devo ringraziare anche, che poi è un ritorno ma che non è mai andato via, Stefano, l'amico Stefano, come abbonato, perché YouTube a volte così, quindi voi controllate sempre perché alle volte YouTube fa gli scherzetti e anche gli iscritti normali si ritrovano non iscritti, è una cosa stranissima. E quindi va bene così. Andiamo un pochino a parlare di un po' di cose, perché non abbiamo avuto l'opportunità di fare la live post partita a caldo, la facciamo adesso a freddo, insomma a tiepido, e va bene, possiamo riparlare un attimo di questa partita contro l'Inter che ci ha lasciato delle perplessità. Ecco, se vogliamo, delle perplessità. Un occhio io già ce l'ho verso il Barcellona, perché non posso fare altrimenti, non posso pensare altrimenti. E quindi veniamo alle vostre considerazioni e poi dopo ci saranno anche delle belle sorprese quando ci raggiungerà il mitico Guido. StreamYard funziona molto bene, facciamo un giretto di saluti veloce. Alex Vlad, per esempio, Alberto Lorusso, Marietto delle Vedove, ecco, Sweet Pasta, sì, Putin, cioè Putin himself, Roberto, Luca, Angela, Antimo, Salvatore, Frank CCCCPCP, la policy, sei troppo bella. Allora, live al Camp Nou. Oh, amico mio, interessante. Prima che poi si chiamerà Spotify, quindi sarà una delle ultime partite al Camp Nou. Interessantissimo. Davide Camera, Matteo, Pietro, System Failure, Luca, Facocero sudato, Diego, Marietto, Pasquale Spina, c'è Losco, Vittorio, c'è Polli, l'ottimissima, si può dire ottimissimo, in questo caso sì, Polli che fa poi l'editing delle mie reaction, che poi vanno su TikTok, che poi vanno su Instagram, e io mi diverto 2 volte. Giorgio Mele, Federico, Francesco, Marco, Vincenzo, ed è innamorato del Napoli, lo so, Giuseppe, Giorgio, molto bene. Da Houston, Marco Ponticelli, Raffaele, Giovanni, Giulio Bizzona, Stream Elements sta facendo il suo dovere, Anna Maria, Luca, Michele, eccetera, ragazzi, eccetera, siete tantissimi. Lasciate i vostri like, quelli là freschi, perché alcuni sono quelli preventivi e quindi vi ringrazio, e vediamo un pochino. Sì, Valeria, sono vivo. Come non sono vivo? Certo, sono vivissimo, e ho spiegato nella reaction che avevo un po' da fare musicalmente, lavorativamente. È stata una settimana molto densa di impegnativa, quindi bene, addirittura una serata pre-Super Bowl nel pub, dove poi uno dei pub dove poi si dava il Super Bowl, poi ce ne siamo scappati, sono andato a vederlo da un'altra parte, e clamorosamente in questo caso ci sono state delle decisioni arbitrali anche nel Super Bowl. Quello che lo prende da lì e dice che il VAR non può intervenire, una cosa clamorosa anche lì. Allora, benissimo, andiamo un pochino a parlare. Prima di parlare, esatto, vedi come Marietto siamo in sintonia. Assolutamente sì, ti dico la verità, io quando leggo Los Angeles, Cincinnati, insomma,
parteggiavo, ecco, mi sarebbe piaciuto più quelli tra virgolette in trasferta, perché in questo caso si giocava proprio a Los Angeles, e quindi così. Però è stata un Super Bowl equilibrato, con tante emozioni, tanti infortuni che poi in questo caso cambiano tanto la storia della partita, perché ci sono dei giocatori fondamentali che se perdi quelli è difficile sostituire. Guarda un po' il famoso quando. E per esempio, quando ho visto uno dei receiver, uno dei ricevitori che infortunio al ginocchio, che lo mette male e cade rovinosamente, tutti quanti ma mo rientro, ho detto ragazzi, questi sono 2 o 3 mesi, io di football non ne capisco, ma un infortunio del genere ne abbiamo visti tanti, e quando si gira il ginocchio così sono 2 o 3 mesi. Puoi infiltrare quando vuoi, perché per esempio il quarterback, anche se sta fatto male, riceve palla, deve lanciare, è chiaro che sta limitato perché non puoi fare pressione sulle gambe, ma cercano di fare di tutto, è l'ultima partita, la partita più importante, rischi eccetera eccetera. Per altri ruoli no, e quindi vediamo, c'è stata un pochino questa cosa, fidatevi di me, football no, ma sugli infortuni siamo preparati, perché la notizia di oggi è che anche Bobotta lo perdiamo e anche Politano, quindi tanto abbiamo fatto, ma poco Bobotta, chissà come si fa. Non c'è più problema, perché siamo di nuovo corti. Allora, 100 like, straordinari, siete straordinari. Grande Eminem, ovviamente Giovanni si riferisce all'halftime show, che poi è una delle cose più interessanti, anche perché tu vuoi sapere che cosa si inventano. È stato un halftime un po' nostalgico, se vogliamo, tutto improntato se vogliamo sugli anni 90, i rapper degli anni 90. Bello, anche quello bello. Il finale un po' underwhelming, un pochino mi aspettavo un finale più esplosivo, però la scenografia, cioè belle buone, compaiono delle case vere e proprie, cioè i rapper sopra dei tetti con lo sfondo della mappa di Los Angeles. Veramente, quando si tratta di spettacolo, ragazzi, loro stanno avanti, bisogna dirlo. Buonasera Max, non mi sta piacendo tutto questo disfattismo dopo un pareggio. Aspetta un attimo, fammi aggiustare un attimo una cosa, perché sennò poi non leggo bene. Vediamo un pochino così. Allora, dopo un pareggio che ci poteva stare, purtroppo molti tifosi di oggi non conoscono l'entusiasmo che c'era ai tempi di Bosco. Allora, ora al di là, Massimo, dei tempi di Bosco, io credo che sia stata montata questa partita anche a livello mediatico, quella settimana di attesa, dove si sono dette, secondo me, delle cose un po' superficiali. Tra le cose superficiali che si sono dette, vabbè, ma l'Inter nel secondo tempo scoppia, sbagliano tutti i cambi, ce la possiamo fare, questa è la partita dell'aggancio, eccetera eccetera. E secondo me abbiamo un po' sottovalutato l'Inter, che comunque resta forte, solida, e ce lo ha dimostrato nel secondo tempo. Un pochino abbiamo dimenticato, ma anche per merito del Napoli, perché il Napoli anche in momenti di grave emergenza è riuscita a limitare dei limiti. Abbiamo voluto non vederli questi limiti, e poi di fronte alla partita, una delle partite decisive, il limite è uscito, e non c'è dubbio che è uscito. Nel frattempo mi sa che devo ringraziare Giorgio Mele, sempre generosissimo. C'è chi dice braccino, c'è chi dice che ci siamo cagati sotto, e per me semplicemente Spalletti ad un certo punto ha tirato i remi in barca. Ma come la studia, come la depone, ecco, deporre, non siamo noi che dobbiamo porgere, il pubblico che deve in barca. Guarda che non è sbagliato anche questo, perché se è vero come è vero che il Napoli come obiettivo stabilito dalla società e come obiettivo in generale a inizio anno era quello di arrivare in Champions League, costi quel che costi. Ora, per noi che ci vediamo vicino alla vetta, è chiaro che rischia, io ho subito detto, ma devi mettere Mertens e Osimhen, te la devi giocare, rischia quel punto, eccetera eccetera. Ci può essere anche un retropensiero di Spalletti: non diamo tutto in questa partita, che potrebbe non risultare anche decisiva alla fine in ottica scudetto, perché ci sono tante dinamiche da affrontare, e non ci distruggiamo, e magari riusciamo anche a mantenere delle energie per il Barcellona.
potrebbe essere anche questa un'analisi. Qualche giornalista avrebbe potuto chiederlo, non si è chiesto, quindi lì dobbiamo fare nostre ipotesi e possiamo avere tutti ragione. È proprio così. Allora, un abbraccio Diego Maradona, me lo devo andare a vedere, immagino tu ti riferisca ancora all'halftime, comunque merita sicuramente. Un abbraccio Francesco, che mi girava come altri amici. È uscito un video di Mertens in macchina che firma un po' di magliette, un po' di autografi a tifosi del Napoli, una cosa straordinaria. Mertens gli danno una maglietta degli Usai Mertens con la sua parte una pazienza incredibile, perché l'aggressione napoletana, c'è la maglietta, selfie, sempre un pochino sopra le righe, un po' ossessivi, ma lo capisco. Mertens disponibilissimo, pazientissimo e anche molto ironico, perché vede la maglietta e gli Usai, dice, ma stai proprio, dice proprio così, ma stai bene, facendo pure il gesto, ma stai bene, ma hai capito gli Usai dove gioca, che c'ha zecca sta maglietta e gli Usai? Veramente non c'è un giorno, aspetto un giorno che Mertens fa o dice una cosa che non mi convince per fare un video dissing, ma quel giorno non è oggi. Leggenda narra che Politano non possa fare 2 mesi senza infortuni, Covid, eccetera, eccetera. E anche questo purtroppo è vero. C'è Polli che salutatore falanghe e mi accodo. Hai visto il video del Super Bowl? C'erano almeno 100.000 persone allo stadio. Qui siamo ancora a distanziamenti, 50 mascherine, scacchiere, anni lui. Sì, Raffaele, vabbè, poi questa situazione anche è difficile da commentare, perché tra decisioni politiche, alcune sono per decisioni sanitarie, però altre sono inspiegabili, perché poi lo stesso Sanremo era a full capacity e allora non mi spiego certe cose, quando all'aperto magari riesci anche a sistemarla meglio. Purtroppo l'Italia si dimostra un pochino indietro in questo caso. Qualcuno sa dirmi perché esaltano questa Inter sui giornali quando bastava guardare gli XG per parlare di tutt'altra roba? Caro amico Internos, alla fine il discorso degli XG non tutti ancora a livello giornalistico l'hanno adottato per fare analisi. Noi ce la mettiamo tutta tra, insomma, la live del mercoledì, dove è molto tecnica, diamo i numeri su tutte le statistiche, l'analisi tattica che facciamo, eccetera eccetera. A noi piace più vedere altre cose. Pare che insomma il racconto del calcio sia ancora un po' dietro e non si evolva insieme al calcio stesso, e questo è un peccato, perché si scoprono altre cose che poi gli XG non dicono tutto. Ecco perché è chiaro che nel secondo tempo l'Inter ha avuto il pallino del gioco, ha sviluppato più pressione, ha aumentato il possesso palla, e qualche preoccupazione a me l'ha data, lo vedete in reaction, anche se non si sviluppa in XG. Quindi i numeri non dicono tutto, però ai punti è chiaro che il Napoli ha creato di più dell'Inter. Andanovic è stato, ma anche senza guardare gli XG, basterebbe guardare le parate di Andanovic e le non parate di Ospina. Erdonga Zita, sono entrato ora, ma dimmi la verità, tu sei felice di questo pareggio? Amico mio, come posso essere felice del pareggio? Ti spiego subito qual è il mio punto di vista. A bocce ferme tu un pareggio contro l'Inter lo puoi anche accettare di buon grado, però se la partita si sviluppa, tu sempre a bocce ferme, è chiaro, dici Dumfries è tanto, Mario Rui è tanto, Perisic in gran forma ci può mettere in difficoltà, Dzeko, Lautaro, i tiri da lontano di Çalhanoğlu, gli inserimenti di Barella, tutte minacce che ti fanno pensare questa può essere una partita tosta, che il Napoli, se non affronta bene, rischiamo anche brutto in casa. Quando poi il Napoli però affronta bene il primo tempo e andiamo in vantaggio e abbiamo il pallino del gioco, è chiaro che questo pareggio ha un retrogusto amaro, perché dici forse con un po' più di coraggio, con un po' più di scelta anche di volerli mettere in difficoltà anche nel secondo tempo, si poteva fare il miracolone. Quindi felice proprio non riesco ad essere. Però è chiaro che miglioriamo un pochino rispetto all'andata, perché all'andata ci abbiamo perso con l'Inter. Se teniamo presente che l'obiettivo non è proprio lo scudetto, perché ci vogliono troppe cose, facendola facile, è chiaro che questo è un punto che
guardate come ve la rigiro, rispetto alla partita Atalanta-Juventus, dove anche loro hanno pareggiato, non sposta, cioè né la Juventus né l'Atalanta ci mangia 2 punti, rimaniamo così e c'è una partita in meno alla fine del campionato, quindi in ottica quarto posto comunque si può accettare. Poi dobbiamo vedere altre cose e le vedremo sicuramente durante questa live. Nel secondo tempo sembrava il Napoli del famoso Napoli-Verona. Carlo è bravo a ricordarci questo, perché poi noi ci lamentiamo di alcune cose, le cose incredibili ce lo devono spiegare Napoli-Verona, come allora ci devono spiegare anche questo calcio di punizione non tirato. No, allora non sono altro che cose che ricorrono, ecco, ricorsi storici di una squadra che evidentemente tra i suoi limiti ha anche un pochino questo. Aiù K2 parlò Gulam e abbiamo guarda Gulam come la dice bene così. Koulibaly viene e dice un po' di paura, abbiamo avuto un po' di paura, è più evidente di così diventa complicata, diventa veramente complicata da spiegare. Koulibaly ha dovuto sostituire anche Mario Rui, sono 4 anni che devono prendere un terzino. Miki, non c'è dubbio che e ci siamo perché tra l'altro vi voglio ricordare una cosa, perché è stato molto interessante tutta la settimana che ha portato alla partita Napoli-Inter e le varie ipotesi di formazione che tutti i tifosi che hanno voglia di approfondire hanno proposto, eccetera, eccetera. Qualcuno tra le proposte diceva mettici un Juan Jesus al posto di Mario Rui per un po' di fisicità. Discorso che si può approfondire. Nessuno, vi invito a riflettere, ma nessuno ha detto ma Gulam che fine ha fatto? Gulam che fine ha fatto? L'abbiamo utilizzato per 3 partite consecutive quando non c'era Mario Rui disponibile. E beh, Gulam non poteva giocare contro l'Inter. Allora quando io vi ho detto che Gulam comunque fisicamente non le regge delle partite di un certo livello contro certi tipi di avversari che la mettono sull'intensità, nessuno ha detto perché non ha giocato Gulam. Allora vuol dire che il Napoli si deve fare 2 domande, se le deve fare, e ha scelto di andare avanti con Mario Rui e con l'ipotesi Juan Jesus da spostare, che però sappiamo bene e bisogna essere onesti, se metti Juan Jesus lì decidi di non spingere su quella fascia, decidi di spingere solamente dalla parte di Di Lorenzo, e quindi potrebbe anche essere vista dallo spogliatoio come questa è una partita dove ci dobbiamo difendere. Attenzione, quindi uno spunto molto importante, molto importante. Scorrono tutti i messaggi velocissimamente e quindi io devo andare a recuperarli perché vado lungo e vi prometto di andare un po' più corto. Allora, vediamo un pochino. Deluso dai cambi e dalla scelta di togliere Osimhen perché lui e Mertens devono giocare insieme per aumentare la nostra potenza offensiva. E Giuseppe, sono d'accordo con te. Cambi tardivi e particolari, con scelte strane, perché poi metti Mertens e un as isolati là davanti, non gli puoi buttare palla addosso, diventa complicato. Hai tolto un altro palleggiatore, hai tolto Fabian, quindi non è che ci puoi arrivare con i fraseggi, ed era un Inter che stava in crescita, quindi veramente la sensazione era quella di non prenderle. Però, ripeto, sono d'accordo, deve rimanere Osimhen e deve esserci Mertens accanto a lui, perché segniamo poco, non c'è nulla da dire. Sono le società che fanno pressioni sui traguardi di squadre e allenatore. Juve, Milan e Inter pretendono di lottare per lo scudetto, ADL se ne frega. Non dimentichiamo l'anno dei 91 punti e non ce lo dimentichiamo, Enzo, e questa sensazione è diffusa. Nel frattempo voi siete iscritti al canale Telegram che trovate in basso in descrizione. Queste non sono notifiche di canale Telegram, ma io utilizzo quando vedo queste cose qui per ricordarmi e di ricordarvi, e mi ricordo con questa notifica che probabilmente domani vi proporrò una sorpresa in vista del Barcellona, un approfondimento proprio dalla Spagna da un giornalista che segue il Barcellona molto bene.
Abbiamo speranza di acquisti importanti per la prossima stagione o rimaniamo così senza Insigne? Allora Diego, non è solo Insigne il giocatore da sostituire, perché lui è quello sicuro che sappiamo di non avere. Poi abbiamo discorsi sospesi con Ospina, discorso sospeso con Gulam, con Malquit, Anghissà bisogna fare il diritto, cioè c'è il diritto di riscatto, e quindi dobbiamo capire. Tuanzebe, che ancora risulta infortunato, si è allenato personalizzato in gruppo, quindi sta recuperando, ma ancora non mi sembra disponibile, quindi anche lì un acquisto in extremis che è particolare. E quindi ci sono tante situazioni da vedere. È chiaro che l'arrivo in Champions mi fa pensare a un po' più di disponibilità economica. Secondo me Giuntoli qualche asso nella manica ce l'ha, bisogna essere tempestivi. Magari posso sperare che sul terzino sinistro si sia già fatta la scelta, ma dobbiamo pensare anche a destra, sicuramente. Allora, Francesco, la mia teoria è questa: Ciro da ora in poi vede il campo solo 10 minuti perché ADL lo ha ordinato a Spalletti. Ciro non deve rinnovare e questo è il risultato: 10 minuti a partita e ciao ciao. Francesco, questo è un tema che mi sta molto a cuore. Ho paura, è un tema, e temo che tu abbia ragione. Spalletti è un allenatore che ha esperienza in questo. Il paragone con la situazione Totti risulta facile da fare, un Totti a fine carriera così, però era pure una situazione diversa. Situazione Icardi, situazione Totti, situazione Insigne, che adesso diventa situazione Mertens. Purtroppo temo che tu abbia ragione, temo che un Mertens scintillante, ok, un Mertens incredibile, un Mertens che ti porta gol e punti, è più difficile da non rinnovare nella piazza, nel senso che la piazza poi, anche quelli con un minimo di dubbio dicono: ma che state aspettando? Ma 1,5 milioni, ma questo ne vale ancora 3, per dirvi, no? Ne vale ancora almeno 2,5. Dove lo trovi un giocatore che devi comprare e a cui devi pagare lo stipendio, che ti garantisce prestazioni, varietà di gioco perché lo puoi mettere da tutte le parti, rapporto con i tifosi, rapporto con gli altri giocatori, perché ad ogni intervista che esce, l'ultima è stata Fabian, esce fuori che è Mertens che li porta in giro per la città e gli insegna come comportarsi. Guardate quante cose rappresenta Mertens, oltre a essere il top scorer, eccetera eccetera. E quindi temo, l'ordine non penso che possa essere così smaccato che dice Spalletti non deve giocare più. Però sai, in un discorso più leggero si può pensare: se riesci a vincere senza Mertens è meglio. Ecco, cercate di... io la leggo così, però non abbiamo vinto con l'Inter. Allora è lì che poi diventa un pochino più complicata l'analisi, perché tu dici stiamo vincendo senza utilizzo di Mertens, felici tutti, società, anche Spalletti se continua a vincere ovviamente è felice, felici meno noi che amiamo Mertens e che soffriremo a vederlo andare via, se sarà questo il caso. Però se il Napoli ha un problema, mi sembra chiaro, se il Napoli ha un problema di gol, Mertens deve giocare, poi dopo non riusciamo a rinnovarlo, ce ne faremo una ragione, nel frattempo facciamolo giocare adesso che ancora ce l'hai. Questa poi purtroppo è il finale di questa mia considerazione. Allora, vediamo un pochino altri messaggi. Abbiamo già salutato il nuovo abbonato. Come no, Stefano? Non eri ancora in live, ti ho salutato all'inizio, puoi tornare indietro nel tempo e rivederti. Abbiamo già detto che ci siamo fatti, sì, la cacca l'abbiamo detto, e sul fallo di mano di De Ligt dove stava il VAR? Quella lì, caro amico mio, la devo rivedere con replay migliori, perché c'è un replay dove sembra proprio netto, un altro dove non si capisce tra petto e braccio, eccetera eccetera. Il braccio comunque è bello largo, quindi il discorso su queste cose, servono replay migliori e mi sembra assurdo che non ce ne siano e che non ce li facciano vedere, sinceramente. Allora, credo che battere Barcellona sia calcisticamente più probabile di vincere lo scudetto. Sono fondamentalmente d'accordo, anche perché sono
non è una partita secca, ma sono due. Il Barcellona però non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto con l'Inter, perché sento le stesse cose che si dissero 2 anni fa, anche eccetera eccetera. Non è il Barcellona di Messi eccetera eccetera. 2 anni fa c'era ancora Messi, ma non è quel Barcellona di Guardiola. Adesso stiamo dicendo non è il Barcellona eccetera eccetera. Ciò non vuol dire che il Napoli va così in ciabatte. Non vuol dire che va in ciabatte, perché in Europa abbiamo un percorso da fare che non abbiamo fatto, perché in Europa sono più abituati, e perché per loro questa Europa League diventa in questa stagione una cosa imprescindibile, visto che non stanno facendo un ottimo campionato e che sono usciti dalla Champions League. La Barcellona punta a vincerla. Il Napoli è probabilmente una delle squadre, insieme a Barcellona, insieme all'Atalanta, che possono fare percorso, però noi siamo stati anche un po' sfortunati, sei arrivato secondo, a prendere questo sorteggio. È chiaro che rispetto allo scudetto è probabilmente più calcisticamente fattibile, e su questo non c'è dubbio. Sono io e non è la prima volta che succede. Quando facciamo tutti i cambi perdiamo delle certezze tattiche. Negli ultimi 15 minuti l'Inter ha avuto il doppio di possesso palla di noi, sì, e infatti si è riequilibrato quello del primo tempo. Tutti i cambi, sì, ma i cambi sono arrivati anche tardi. Noi abbiamo perso le certezze dopo il gol di Dzeko, cioè l'abbiamo perse subito le certezze, ci siamo abbassati un pochino. Con il doppio dei tiri in porta abbiamo fatto 0 gol su azione. Per me non è una questione di coraggio, ma va migliorato quel secondo o 2 di indecisione prima di provare il tiro. Senza dubbio, amico mio, questo rientra nelle statistiche che noi analizziamo quotidianamente, anche il mercoledì così. La percentuale di realizzazione è troppo bassa, quindi il Napoli costruisce, magari le azioni non sono pulitissime e non vediamo sempre la porta. Così. Nessun giornalista che abbia chiesto a Spalletti il motivo per cui Mertens non sia entrato, l'ho anche rimarcato più volte, lo so, questo è chiarissimo. Paolino Piatti, che meraviglia, una bella notizia da parte di Paolino, che ringrazio mille. Tampone fatto negativo, forza Napoli, alla grande, amico mio. Cin. Allora, non è più il barco di una volta, e tante altre cosine che mi portano a pensare che i tifosi, fammi vedere, non possono dire quello che vogliono in quanto tali. Oltre al club deve crescere parte della piazza. Sì, ma è chiaro, quello va di pari passo, amico mio, va di pari passo. Se tu stabilisci delle conferenze di un certo livello e i giornalisti, invece di puntare al titolo facile, Spalletti ha detto che l'obiettivo è lo scudetto, si fa più di approfondimento, e magari insieme alla crescita dei media crescono inevitabilmente anche i tifosi, perché i tifosi quello che tu gli dai, quello ricevono, non avendo loro possibilità di fare domande. È chiaro che può salire tutto, non c'è dubbio. Purtroppo la freddezza sotto porta non è una cosa che puoi insegnare, anche questo è vero, perché o ce l'hai o non ce l'hai, proprio dici bene la freddezza, cioè il sentire la porta, il tirare tutto storto e prenderla lo stesso, quando tiri male segni lo stesso, perché a volte non si segna quando la prendi troppo bene. Anche questo è verissimo. Per me sulle fasce siamo bene. Se si deve risparmiare, abbiamo Politano e un asse a destra con Elmas e Lozano a sinistra. Se poi se viene venduto uno di questi 4 si prenderà qualcuno. Che dici? Sono tendenzialmente d'accordo che questo potrebbe essere uno dei discorsi che sta facendo la società per quanto riguarda l'attacco e gli esterni. Poi c'è un'altra considerazione da fare. Spalletti ama questo modulo, Spalletti ha giocato anche 4-3-3, Spalletti gioca anche 3-5-2, non c'è problema. Si potrebbe anche pensare, in una riunione generale con l'area tecnica, con Giuntoli e con ADL, dice: ma perdiamo Insigne, magari Lozano può essere uomo mercato, faccio un'ipotesi. Vuoi vedere che dobbiamo comprare magari un centrocampista in più e una punta in più? Cambiamo modulo
a partire dal prossimo anno e proviamo a mantenere l'equilibrio, però per fare qualcosa di più a livello di gol, perché visto che gli esterni non stanno performando, potrebbe anche questo essere un'idea sul piatto. Non c'è dubbio. Francesco Fucci, Bellini, vi voglio bene, giovedì vado al Camp Nou, vedi che poi da Barcellona azzurra, ma per forza. Quotazioni Barca 1,90, Napoli 4, quindi occhi aperti, perché poi i bookmakers soldi non ne buttano e quindi è chiaro, quindi attenzione a dire che siamo con la famosa cosa, il Napoli è avvantaggiato. Ricostruzione dal basso, ragazzi, cosa ne pensate del periodo no di Zielinski? Non si potrebbe provare Fabian trequartista con Anghissà e Lobotka nei due? Allora, in generale sì, si può pensare ad un Fabian più avanti, mi piace l'idea, ma specialmente nelle partite dove il Napoli ha il pallino del gioco, perché Fabian in fase di non possesso, cioè rincorrere da sottopunta gli avversari insieme ad Osimhen o a Mertens e quindi fare la seconda punta nel 4-4-2, quello difensivo, Fabian è più lento di Zielinski e quindi non lo fa benissimo quelle poche volte che lo abbiamo visto. Quando siamo noi in possesso di palla, perché no? Perché no? Te lo puoi ritrovare bene. Però non sono d'accordissimo sul periodo no di Zielinski. Partita non scintillante, siamo d'accordo l'ultima, però mi sembra tosto dire periodo no di Zielinski. Poi ci aggiungo Lobotka, adesso lo perdiamo per almeno un paio di settimane, quindi tu puoi pensare di tenere Fabian Anghissà dietro e se Zielinski sta in periodo no ti puoi giocare Elmas là dietro, perché Elmas, a me la sua disponibilità tutto a posto, ma se lo metti a destra perdi tantissimo delle sue caratteristiche, capacità di inserimento, capacità di dribbling che lui c'ha naturale dalla sinistra, e quindi penso che perdi sia Maria che Maria Stella. Come si perde sia la Stella che Maria Stella? Le persone che conoscono più di tutti il Barca sono i tifosi del Barcellona, e se loro sono strapreoccupati di averci acchiappato vuol dire che a lui ce la possiamo giocare. Enzo, tutto sbagliato, non sto parlando con te. I tifosi del Barcellona hanno pianto anche 2 anni fa, così ce l'hanno di default, e te lo dice uno che ha parlato con un giornalista che lavora a Barcellona e che si occupa proprio di Liga. Ce l'hanno di default, sono dei chiagnazzari, quindi piangono per poi dire abbiamo fatto, che paura il Napoli. È chiaro che anche loro, rispetto al sorteggio, rispetto ad altre squadre che potevano prendere, è stato il sorteggio peggiore per loro. Ma non basiamoci sulla paura dei tifosi del Barcellona, perché fanno così sempre, fanno sempre così. Elmas è uno dei talenti più forti in Serie A ed alcuni lo criticano. Lo so, amico mio, ma come molto spesso parte proprio da noi stessi, alcuni all'interno dell'ambiente, purtroppo è così. Però diciamo che ci manca anche un po' di mazzo, senza dubbio. 432 pali, miracoli del portiere. Se nel primo tempo stavamo 3-0 non avevamo rubato nulla, poi chissà come si metteva il secondo tempo. Non esageriamo, col 3-0 significava mettere dentro tutte le occasioni che avevi creato. È chiaro che il discorso su Handanovic, che ogni volta che lo vediamo in altre partite qualche paperella la fa, con noi invece sembra sempre perfetto. Questo è proprio vero. Il Barcellona ti lascia prateria, attaccano in molti, ma se recuperi la palla e non vai veloce dall'altra parte la passi indietro, allora Osimhen contro tutti, che nemmeno Maradona. E anche quello bisogna vedere, questa distanza che si sta creando tra Osimhen solitario e il resto della squadra che non accompagna, anche quello è una cosa che non ti porta vantaggi. Hello Jacob. Zelu, prestazione scandalosa, ma come mai? Perché si perdere? Luca, riscrivimelo perché non ho capito. Perché si perde, forse dici tu? Perché si perde? Questo lo dobbiamo chiedere a Spalletti. Purtroppo non gli hanno fatto nessuna domanda tattica. Io invece molto probabilmente andrò tra 2 giovedì al ritorno. Bravo Marietto. Penso che con 4-3-2-1 si possa provare a fare centrocampo con Ruiz, Zambò e Bobotta, con Zielu, Ciruzzo a ridosso di Osi, magari sono fantaformazioni, ma non è niente di strano questo, anzi è una cosa che sicuramente si può fare. Devi riorganizzare un pochino la fase difensiva, ma è una formazione logica dove stai mettendo tutti nella loro posizione preferita, e che sicuramente si può fare.
non c'è proprio dubbio, ma devo ringraziare Frank Parziale, mamma mia che botta, fammelo prendere, ecco qua. Fratellone, vinceremo a Barcellona, io ci credo, forza Napoli sempre, Osimhen, Mertens. Amico mio, Frank, tu nel finale del tuo messaggio, e ti ringrazio sempre per il tuo supporto generosissimo, è Osimhen, Mertens, e però avremo la forza, il coraggio e la voglia di vederli tutti e due in campo. Si sentiva già nell'aria qualcuno che faceva delle ipotesi di formazione. Magari questa volta si comincia con Mertens prima punta e Osimhen magari nel secondo tempo. Non lo so qual è l'idea di Spalletti. Ovviamente credo mercoledì ci sarà conferenza, vediamo se stavolta, essendo europea, sarà in diretta sui social, vedremo un pochino, ma l'analizzeremo. Grazie ancora Frank, sei bellissimo. Ricordiamoci gli irrigatori del 2009-2010, i tifosi del Barcellona sono tra i più antisportivi al mondo. Il giorno prima si piazzarono sotto l'hotel dell'Inter facendo chiasso, ma per questo anche noi qualche volta siamo stati protagonisti di questa cosa qua. Un abbraccio Catello, si perde, sì, perché si perde, esatto, non è un campione, Luca, siamo alle solite. Qual è la definizione del campione? Le potenzialità di Zielinski le conosciamo tutte. Se Zielinski le mettesse in pratica 38 partite su 38, probabilmente sarebbe stato comprato da un Bayern di Monaco, da una squadra inglese, da una Real Madrid, da un Barcellona. Se Zielinski sta a Napoli, questo è. Nel senso, grandissime potenzialità, alle volte fa delle cose che nemmeno De Bruyne, perché è bello come si gira, come punta, come danza sul pallone, eccetera eccetera, non gli manca niente. Se fosse anche continuo come De Bruyne, se avesse tutta quella forza mentale, eccetera eccetera, probabilmente non sarebbe nemmeno con noi. Intanto Piontek segna anche stasera, teniamo presente tutte le cose anche adesso perché la Fiorentina è in campo contro lo Spezia. Domani no, perché sto facendo delle cose. Benissimo, fatemi mettere questa cosa qua. Benissimo. Allora, Luigi Festante, no che lo botta, che botta, e purtroppo sì, anche Bobotta lo abbiamo perso per infortuni. Don Aurelio non vuole lo scudetto, poi deve spendere tanto, ma l'Europa League si può fare. Certo che l'Europa League ti porterebbe anche in Champions direttamente, poi ti devi giocare un'altra Supercoppa e non sarebbe male. Poi insomma, non è che il Napoli ha tutti questi trofei esposti che non sappiamo dove metterli. È chiaro, si può fare, però è un percorso lungo con tanti imprevisti. Ti deve andare bene un po' il sorteggio, ti deve andare bene la partita. Il Napoli non è nemmeno molto rispettato in Europa e lo sappiamo, però non capisco una cosa: nessuno segue Osimhen perché è troppo veloce. Delle volte sì, nel senso che non ti aspetti che lui possa raggiungere quelle velocità e gli altri non ce la fanno a stare dietro, o magari non si fidano della cosa, o le direttive sono queste sono tutte domande da fare a Spalletti. $20 vuol dire che non c'è dubbio, è generosissimo l'amico Frank. Spalletti sto attacco non lo vede. Contro le grandi segna Insigne o Mertens, vediamo un pochino. Nel frattempo fatemi ringraziare l'ottimo Tore Falanga. Il Barcellona sarà pure scarso, però Traoré, mamma mia, è un bestia. Non so se qualcuno conosce Gordian, ma se Traoré potesse aprirsi, lui potrebbe usarlo come armatura. Mamma mia, stiamo vedendo infatti tutte queste fotografie di Traoré che ritorna al Barcellona, è enorme, proprio, è piazzato. Cioè io mi aspetto che un giocatore del genere sia immobile, ma sappiamo che non lo è. Ha una forza, una muscolatura incredibile, veramente incredibile, e effettivamente è il contenitore tra altezza e larghezza di Mario Rui. Speriamo di non fargli arrivare, ecco, non gli deve arrivare il pallone, altrimenti potrebbe essere complicata.
Certo, se tu invece mantieni il pallino del gioco, un Traoré che deve rincorrere Mario Rui potrebbe essere visto al contrario. Ecco perché noi dobbiamo guardare la partita dell'Inter come grande esempio. Stessi giocatori in campo, il Napoli che tiene il pallino del gioco, anche una squadra come l'Inter che è forte ha avuto difficoltà. Poi siamo stati noi a non chiuderla, a non fare più gol, ma hanno avuto difficoltà a inseguirci. Fatto la famosa frase mi hanno rubato la idea, quando tu c'hai la palla non rischi, questa poi è una delle verità del calcio. Giovanni, io la vedo difficile col Barcellona, a sto punto si punta tutto al posto Champions. Sì, ma Giovanni, non dobbiamo nemmeno dire non ce la giochiamo, ci siamo, dobbiamo fare bella figura, fare queste partite alla fine per i giocatori, sappiamo che sono partite importanti, la visibilità, fai un gol contro il Barcellona, hai capito che belle fotografie che metti sui social e tutti gli altri giocatori che ti fanno i complimenti, i giocatori vivono anche di questo, non partendo con l'idea quest'anno noi puntiamo a vincere, ma anche quest'anno dobbiamo fare delle belle cose. Non possiamo nemmeno pensare che questi puntano al posto Champions, perché chissà l'anno prossimo dove saranno alcuni di questi giocatori. E quindi io credo che se la giocheranno per fare un'ottima partita e per fare bella figura, poi vedremo. Ma un giovane che ci esploda in mano, no, tanto ADL non spende niente, un giovane che ci esploda in mano, no, ok, dici tu, non avendo grandi forze sul mercato, devi puntare su un giovane che ti esplode, devi essere bravo a individuarlo, devi essere poi coraggioso a metterlo in campo. Può la piazza napoletana aspettare l'esplosione, cosa che è successa per esempio in passato col Sassuolo, si poteva aspettare e i giocatori poi crescono. Per un periodo l'Atalanta, adesso anche l'Atalanta ha delle velleità di vittoria, insomma di rimanere a quelle cose, quindi aspettano di meno. Il Napoli deve averle già pronti, o lo trovi giovane che già è in fase di esplosione, un po' come è successo con Fabian, un po' come è successo con Osimhen, lo strappi alla concorrenza e te li trovi in crescita in casa. Altrimenti, ragazzi, quelli giovanissimi è difficile, è proprio difficile. Buonasera Roberto e amici belini innamoratini e non. È possibile che Spalletti non si renda conto che per segnare ci vogliono Victor e Driss insieme? Angela, io credo che lui se ne renda conto, deve esserci un problema di equilibrio, una scelta che lui fa consapevolmente, volendo togliere la dietrologia che io temo, quella della decisione societaria di utilizzarlo il meno possibile. Però io sono convinto che Spalletti voglia vincere tutte le partite e si voglia giocare questa figata di campionato che sta facendo. Evidentemente questa solidità in difesa che abbiamo raggiunto e che ci sta mantenendo comunque ad alti livelli anche in classifica, credo che Spalletti abbia paura che mettendo un Mertens si perda quell'equilibrio e quindi diventiamo più vulnerabili in difesa. Me la spiego solo così. Però a quel punto vuol dire che Zielinski rispetto a Mertens ti sta dando di più. Allora non possiamo dire che Zielinski poi è partita pessima eccetera eccetera, vuol dire che qualche garanzia rispetto a Mertens, almeno negli occhi di Spalletti, la sta dando. Capite perché? Perché altrimenti ci puoi mettere Elmas lì che comunque rincorre. Però io sono convinto, e non lo dico, cioè sono amante di Mertens, quindi non lo posso, che Mertens la fase difensiva la fa e dà fastidio agli avversari quando cercano di avanzare, quindi io avrei voluto vederlo di più. Credo che magari con qualche squadra un pochino di livello inferiore all'Inter magari lo potremmo vedere, speriamo bene. Barcellona non è scarso, se prendete i giocatori 1-1 soprattutto a centrocampo sono più forti, non scherziamo, ma non dovremmo veramente scherzare. Come lo vedi messo Idasiak? Non mi dispiacque le poche volte che le ho visto, anche lì un giocatore giovane. Sono convinto che però il portiere è una di quelle, cioè te ne accorgi subito se hai la personalità per poter essere un nuovo Donnarumma che a 19 anni già diventi titolare e comandi la difesa. Non so se questo sia il caso. Allora andiamo avanti, vediamo qualche altro messaggio. Come vedevi KK sulla sinistra e Jesus centrale? Alberto, ti dico la verità, ci ho pensato,
però non mi sembra Spalletti il tipo da fare questo tipo di esperimenti in una partita importante come quella con l'Inter. Significa togliere dei riferimenti. K2 è in grado, per tecnica, per velocità, per esperienza, di fare anche il terzino, di giocare libero, secondo, il braccetto, può fare un po' di tutto. Molto spesso si è detto anche mettiamo K2 a centrocampo, così. Questi tipi di esperimenti sono tutti belli, interessanti e magari incuriosiscono, però è difficile che li vediamo fare da allenatori esperti. È chiaro che tu dici K2 se la vede con Dumfries, c'ha velocità e c'ha la personalità di fare, Jesus lo lasci centrale vicino a Rachmani. Lo capisco come discorso fantacalcistico, però gli allenatori queste cose non le fanno. Dilla però sottovoce, Enzo, dilla sottovoce. Secondo me Zielinski non è a suo agio nel ruolo che gli è stato affidato, non è mai brillante e fa troppi errori. Vediamo, perché il ruolo che gli è stato affidato, Losco, è sempre lo stesso ruolo che lo ha visto grande protagonista l'anno scorso. Allora forse c'erano dei movimenti richiesti da Gattuso rispetto a quelli chiesti da Spalletti che favorivano sia il gioco di Zielinski sia il gioco di Insigne, ragazzi, perché io la vedo tutto lì, l'equilibrio tattico che non sta funzionando. Cioè Insigne che si accentra molto, come abbiamo visto nelle ultime partite, si pesta un po' i piedi con Zielinski. L'anno scorso non lo abbiamo visto questo. Insigne è arrivato a 19 gol, Zielinski comunque doppia cifra tra gol e assist, e sempre lì giocavano, sempre nel 4-2-3-1, sempre con Zielinski sotto punta e Insigne esterno. C'è qualche cosa negli automatismi che ancora non sta funzionando. Mi sembra evidente. Ma con Elmas a sinistra non credo possa esserci meno equilibrio. No, ma infatti Elmas fa tranquillamente il lavoro che fa Insigne. Poi è chiaro, con caratteristiche diverse. Insigne pulisce bene palloni anche complicati, alza la testa e cerca sempre questi cambi di gioco. Elmas magari punta di più l'avversario e se ha modo cerca di andare più dentro. Elmas riempie l'area, Insigne no. Elmas sembra avere un pochino più di gol nelle gambe, Insigne c'ha più questa attitudine al sacrificio e a tornare, però questa storia del sacrificio, guardiamo un pochino tutte le squadre della Serie A, lo fanno un po' tutti, cioè prendiamo l'esempio proprio di Perisic che sta facendo il terzino a tutti gli effetti, quindi non è l'unico Insigne che ha questa cosa, che fa il sacrificio, non è l'unico, lo fanno tantissimi esterni. È chiaro che poi lì ti serve pure fare qualche gol su azione, perché poi sul rigore è tutto il suo bottino di quest'anno. Buonasera Luca, 15 like ragazzi, dai, date 15 like a Polli, non sono per me, dai 4-4-2 con Malquit e Elmas esterni di centrocampo, Fabian e Zielinski centrali e Mertens e Osimhen punte. È sfizioso anche l'idea di Malquit. Ecco, per esempio, Vittorio mi ricorda una cosa, si fa male Politano, ci sono tante cose che puoi fare lì, due scelte coraggiose che non mi aspettavo nemmeno, ma che col seno di poi tu dici così, mettici un ass subito o mettici Mertens là. Ok, non me l'aspettavo, non avviene eccetera eccetera. Sappiamo che Elmas è la prima scelta di Spalletti per qualunque ruolo resti scoperto, perché evidentemente si fida del lavoro che fa Elmas. Però stiamo vedendo che Elmas sulla destra è proprio il posto dove fa più fatica, è meno performante. Ci potevi mettere anche un Malquit tranquillamente su quella fascia lì, garantiva comunque corsa, garantiva magari qualche cross, perché quando hai Osimhen i cross li puoi fare. È interessante questa cosa qua, ragazzi. Quanti minuti ha giocato Malquit? Vuol dire che questa rosa lunga, la famosa rosa più lunga di De Laurentiis eccetera eccetera, non è poi verissimo, perché ci sono giocatori che comunque non vengono chiamati in causa. È così. Modulo anti-Barça 4-1-2-1-2 con Mertens e Osi punte, dietro Zelo, ma occhio che diventa un 4-2-2-2 con Fabian e Zelo doppio trequartista e si gioca al centro mai sulle fasce. Amico mio,
va benissimo in fase di possesso, si gioca al centro mai sulle fasce. Questo era quello che dovevi fare anche con l'Inter, perché proprio sulle fasce non devi lasciare gli spazi. Però sappiamo che Barcellona non è che ti lascia il pallino del gioco e ti aspetta, anzi sarà chi avrà il pallone in mano, quindi poi devi vedere gli equilibri che si smontano con questa cosa qua, perché poi come la stai descrivendo tu non è altro che un 4-3-1-2, perché poi 1-2 sono due mezze ali, bene o male, e quindi al di là dei numeretti, ragazzi, i giocatori saranno sempre quelli. Cambia poco rispetto al fatto che 4-2-3-1, su cui praticamente ha puntato Spalletti, i due centrali che saranno Fabian e Anghissà, si può dire subito, non credo che Demme verrà messo nella mischia. Poi si deve capire chi ci gioca sotto punta. Se ci gioca Zielinski è lui che fa il raccordo, se ci gioca una punta vera come Mertens che fa il sottopunta, è chiaro che cambiano un pochino gli equilibri, ma alla fine quello è. I rumori, esatto. Lewis, Vale, ad Adiele non conviene proprio privarsi anche di Ciro e KK, il senegalese è anche disposto a rinnovare a cifre un po' minori, ne risentirebbero pesantemente anche gli abbonamenti, mamma mia, gli abbonamenti, ma ne risente proprio la squadra. È chiaro, ci sono tantissime cose sul piatto che cambiano, tantissimi equilibri, servono anche dei beniamini, ragazzi, perché noi possiamo anche... Allora, io ho fatto il discorso, Luis, mi aiuti a ricordare, quando avviene una donazione, no? Quando avviene un abbonamento, io ho cercato, per fare la cosa più bellina, ho cercato le varie gif animate del Napoli, queste trasparenti, eccetera, eccetera, e non ho trovato altro che la vecchia stagione, quando erano 2-3 stagioni fa, c'era ancora Carnesis, c'era Malquit che fa tutte queste cose simpatiche, c'è Insigne, c'è Mertens, c'è Lozano, eccetera, eccetera, con maglie vecchie. Ora, perché io chiedo, vedete come tutto ritorna, perché io chiedo al Napoli di stare attento anche su queste cose qua? Perché tu devi dare qualche beniamino, qualche cosa sfiziosa, qualche figura identitaria anche ai tifosi più giovani. C'è una linea verde su questo canale, io mi rivolgo anche a loro, poi ci sono tantissimi che sono più o meno della mia età, che abbiamo intravisto quelli dell'epoca di Maradona, vediamo il calcio in maniera diversa, eccetera, eccetera. Ma io quando metto la benzina metto $26 perché c'è Koulibaly che è il 26. Sono piccole cose che i tifosi pazzi fanno. Allora tu stai perdendo Insigne. Insigne per molti poi dei giovanissimi è un punto di riferimento. Poi noi facciamo l'analisi, Insigne tira troppo da lontano, magari bene negli assist, però il gol, quelle sono analisi e vabbè. Ma i beniamini, quando le interviste fuori allo stadio ai bambini, chi segna oggi? Le famose domande dei giornalisti ai bambini, chi segna oggi? Come finisce? Segna Insigne. O dicono Insigne, dicono me, fondamentalmente quello è. Allora tu stai perdendo Insigne e probabilmente non lo sostituirai con un nome di grido perché non te lo puoi permettere. Se perdi Mertens, che rappresenta tutta una serie di cose, e con la paura di perdere Koulibaly, ma io quali immagini devo mettere qua? Ho già dovuto togliere Insigne perché è capitano, ma non c'è più e quindi oggi mi sa mal qui. Ma chi devo mettere? Capite che è importante anche questo, i nuovi tifosi, quelli che si devono affezionare, eccetera, eccetera. Sapete quando messicani si sono affezionati alla Juventus perché magari si trovano una maglietta di Cristiano Ronaldo perché non trovano quella di Lozano e trovano la maglietta di Cristiano Ronaldo con la Juve e simpatizzano per la Juve senza sapere niente. Ho detto messicani per dire uno che a New York un popolo che il calcio lo segue di più. È troppo un peccato non pensare a queste cose qua, veramente. Allora, 300 like, arriviamo ai 300. Wow, Polli va fortissima, sono andato lungo, lo sapevo. Sono andato lunghissimo. Non realizzabile, ok, ma ci devi provare, è il dovere di provarci, visto anche la mediocrità del campionato. Chiunque vince sto scudetto rimane comunque con una squadra scarsa. Sì, il dovere di provarci c'è, altrimenti poi dite che mica so io che vi tolgo i sogni, è il Napoli stesso. Abbastanza d'accordo con della vendita per dire sempre a Manestra per l'acine di sale, servono dei punti di riferimento, dei senatori, andato via Insigne non puoi perdere pure Mertens e KK, e questo secondo me è un discorso da
da ragionare. Ciro, cioè, capito, Ciro, uno che sta avendo un bambino e probabilmente lo chiama Ciro. Mi ho mandato un messaggio a Kat, ha postato un'altra fotografia di quando loro erano proprio bambini insieme, e poi adesso che aspettano un bimbo così, e c'è Mertens con la bandiera dell'Italia, perché adesso hanno sposato l'Italia in un certo modo. I'm obsessed. Io sto bene perché dal dopo Higuain non soffro più, certo, però Ciro, vedi? Te lo ricordi Mauro Facci? Come no? L'esterno più scarso che aveva avuto il Napoli, credo che erano gli anni 99-2000. Pasquale, mi ricordo perché c'era una filastrocca che cantavamo con gli amici, Facci, Sergio, Lucci e Bellucci, che era tutta una serie di cose, perché se non giocava Facci giocava Sergio, Sergio, Facci, Sergio, Lucci, Facci, Sergio, Bellucci, quindi c'erano tutti questi giocatori così. Non era un gran Napoli sicuramente. Io quando guardo la partita metto il volume 17. Bravo Luca, ecco, io come Luca mi ha capito subito. Io ho fatto l'esempio della benzina, no, 26, ma pure con il volume faccio la stessa cosa. Pure con il volume, alle volte, capite, 24 faccio il volume di Insigne, oppure se devo alzare il volume arrivo al 37 di pedale. Cioè, noi siamo legati a questo, perché noi non stiamo bene con la testa, questa è la verità. Hai sentito di Depay? Allora, Christian, mi pare che è in dubbio per la partita, poi domani ci sarà approfondimento, ragazzi, vi prometto un'intervista a un giornalista che lavora in Spagna, e quindi sapremo tutti i dettagli su come sta il Barcellona. Io quando ieri, in attesa del Super Bowl, c'era la partita del Barcellona e ho visto praticamente in diretta, mentre suonavo, il gol allo scadere che ha dato il pareggio a Barcellona. Erano in difficoltà, erano sicuramente in difficoltà. Se state da PC, premete la freccia destra compulsivamente e vi fate 2 risate. Perché Raffaele? Forse perché tu sei partito dall'inizio, poi stai skippando in avanti, e ci sono io che praticamente balbetto se questa cosa qua. Divertitevi. Se fosse vera la dietrologia è follia pura. Non fai giocare Mertens per non avere la piazza contro nel momento del loro rinnovo, ma senza Tris non si raggiunge l'obiettivo. E questo dobbiamo vedere, amico mio. Hai ragione. Può essere pure che però si stanno facendo 2 calcoli e stanno dicendo: la Champions siamo a buon punto. Per la Champions siamo a buon punto. Dobbiamo guardare ovviamente come si comporteranno Juventus e Atalanta, però c'è un margine, e allora può essere che si stanno pigliando questo rischio, non lo so. Depay al Napoli al posto di Insigne, ci facciamo una risata e andiamo avanti, e spero che sia una battuta che ti sei inventato tu e che nessuno si sia azzardata veramente a scriverla, perché sennò parte proprio il dissing. Grazie Angela, grazie a te. Io quando faccio benzina metto 10 euro, un po' per Dios e un po' perché è arrivata a 2 euro. Cosa avete vinto nella vostra storia? Ha pure più scudetti la Provercelli di voi. Ecco qua, Pietro, tieni. Tu poi veramente non ti sei visto manco un video mio. Tu non ti sei capitato? E non ti sei visto neanche un video mio, perché io ho avuto parole di elogio per l'Inter. Se tu mi conoscessi, no? Ti sei sprecato questo primo messaggio così e ti becchi i TVB, non solo miei, ma anche di tutta la chat, perché parto, guarda, vedi? Tifosi proprio italiani, napoletani, juventini, eccetera, eccetera. La Lucardi, ti sei giocato questa cosa qua, e non, senza sapere che invece io ho fatto un'analisi sull'Inter molto onesta per tutto il campionato, li ritengo fortissimi, cioè che ci azzecchi, Pietro, che ci azzecchi, proprio non ci azzecchi niente, ma va bene anche così. Vedi, sei diventato famoso, hai vinto tu. Cartonato, poi ti devono chiamare cartonato, ed è naturale. Io dal 2012 durante le partite metto sempre il volume a 41, vedi? Ognuno ha queste idiosincrasie naturali. Caro interista, tu hai uno scudetto di cartone, 2 vinti prima del 1929, e che è chiaro, vedi che te li porti poi appresso, da tutta Napoli. Un po' di affetto, vedi? C'è pure Vincenzo che ti dà un po' di affetto, vai a Nanna, devi fare la fine della Provercelli. Questo poi, se tu mi chiami in mezzo la Provercelli,
Fate ridere con questi discorsi qua. È meglio una squadra che prendeva gli scudetti a mano a Francischiello, Utiembe e Masaniel e poi sparire completamente, oppure fare un percorso di presenza. Pure i Cardilli fanno la tosse. No, la notizia di oggi è la notizia di oggi, ma veramente? Allora veramente qualcuno si è azzardato? Fatemi fare il muto, perché io tendo per scelta, perché me l'ha insegnato anche Guido e la ritengo una cosa finissima, di fare i nomi quando ci sono delle belle cose. Per esempio Claudia Vivenzio, giovane giornalista che sta praticamente ogni tanto la fanno andare in conferenza eccetera eccetera, ha fatto una domanda interessantissima, ha parlato di squadra corta eccetera eccetera a Spalletti, e io faccio il nome di Claudia Vivenzio, sottolineo la domanda che mi è piaciuta e andiamo avanti. Quando sento una domanda un pochino così, evito anche di fare il nome, un po' perché non merita così, un po' perché non è carino andare contro, struzzate, non è carino. Però certe cose, c'è un limite a tutto. Ecco, c'è un limite a tutto. Io non voglio fare nomi, eccetera, eccetera, perché non voglio prendermi collera con nessuno, ma c'è un limite a tutto. Se mi dite che il Napoli punta ai giocatori del Paris Saint-Germain in prestito, c'è un limite a tutto. Mi fate ridere la panza, la pancia che ride, me la rido di gusto, e vi denuncio come gente che volontariamente vuole illudere i tifosi, o li prendete in giro, per i fondelli, per fare 2 click in più. Lì non posso proprio accettarlo. Se esce Depay al posto di Insigne eccetera eccetera a Barcellona, che se l'ha accattato Taghistan, milioni di euro così, io rido di gusto. Però voi dovreste cominciare a fare una cernita. Si è fatta una cernita. Si dovrebbe fare una cernita. Quello che vi viene a dire questa cosa, basta, non ti ascolto più. Semplicemente l'hai sparata grossa. Non può succedere mai, perché calcisticamente non la dico impossibile. Ok? Basta, non ti seguo più. Bloccato su Twitter, non ti devo seguire più. E diamo spazio e ragione a quelli che dicono cose possibili, plausibili, che poi magari avvengono o no, ma che almeno c'è una logica dietro. Almeno ci deve essere una logica dietro. Altrimenti, ecco, è più facile che viene più di Pai. È più facile che viene lui. Mamma mia, quanto è forte più di Pai, proprio, i numeri proprio, genio. Questi sono i veri visionari che hanno capito come fare, eccetera, eccetera. Vabbè, ma state ancora parlando con Cardillo? Dai, lasciamo perdere. Poi se arriva riapriamo di... sì, ma infatti sì, Losco, io sono sempre pronto. Io mi prendo le mie responsabilità. Io sono sempre pronto a dirvi aspetto le scuse finché non succede. Se poi succede sono il primo, mi cospargo il capo di cenere e dico: mamma mia, l'hai vista lunga, le tue fonti sono fortissime, hai ribaltato tutte le possibilità dell'improbabilità del calcisticamente parlando, e io vengo a dire: sono un umile youtuber che ha sbagliato tutto nella vita, ci hai visto lungo, ecco le mie scuse pubbliche con nome e cognome. Se poi non succede, le scuse dovrebbero arrivare a voi tifosi, a me che mi prendo la responsabilità di dirlo, e non succede. Ti diranno sempre: ma qualcosa è andato storto. Sapete cosa è andato storto? Il vino a questi qua. Vedi, poi c'è anche ironia, vedi Daniele che fa ironia, molto carino. Depay al Napoli, la Juventus vince la Champions, facciamoci 2 risate. Daniele, io ti devo rispondere. Lo so che questo è un discorso che potrebbe anche non far piacere a certi tifosi del Napoli. È molto più probabile e plausibile che la Juventus vinca la Champions League che non Depay venga al Napoli. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo. Non perché la Juventus è la più forte d'Europa, ma ci è arrivata in finale negli ultimi 10 anni. Un po' di mazzo, qualcosa che funziona, Vlahovic che si piglia la palla a centrocampo e fa tutto lui. È possibile, è molto improbabile, ma è possibile. Depay al Napoli non è possibile, non lo è. Dovete metterci la croce sopra, e non voglio manco sentire quei discorsi: ma fammi sognare, perché una cosa è sognare e una cosa è farsi prendere per il culo.
perché là diventa veramente impossibile. È così. Allora, dallo stadio posso evidenziare che per chi critica Zielinski ha fatto una partita uomo su Brozovic limitando, ma l'ho fatto correre dappertutto. Bravo Gius, non l'ho detto io e fai bene tu a ricordarlo, era uno dei compiti di Zielinski e in effetti la manovra dell'Inter, specialmente poi nel primo tempo, non si è sviluppata bene anche grazie al lavoro che ha fatto Zielinski su Brozovic, non c'è dubbio. Veramente non c'è dubbio. Si sono fermati i like? Allora mi fermo pure io. Si ferma tutto. Depay viene al Napoli e viene Raspadori, Scamacca, Berardi, Depay viene e va via Ruiz. Va benissimo, tutto a posto. Altro che The Secret, chi si ovina. Ma poi basta top player con costi assurdi quando in Italia ci sono ma questo poi è un discorso molto fine, Raffaele, perché ti potrei rispondere che magari viene uno che costa assai e non ti risolve niente, mentre un giovane con più fame potrebbe... Ma sono questi discorsi finissimi. Io vi devo dire semplicemente le cose che non succedono certe cose, come il discorso di Amazon di Bezos. Io ho il dovere, come vostro amico, fratello maggiore, cugino di secondo grado, come vostro collega tifoso che si è aperto una finestra, vi devo dire non succede, non succede, lasciateli perdere, non succede. Poi sono anche pronto a giocarvi la carta dello mamma mia, è successo, sono prontissimo, ma io vi dico che non succede. Non ci vuoi far sognare. Buonasera amici bellini, domani devo partecipare alle Olimpiadi di filosofia, devo andare a Nanna. Pietro, che bellissimo, la live la recupero domani se sopravvivo, scusate ma quale intromissione? Tu queste cose me le devi dire, sono contentissimo, in bocca al lupo, che cosa meravigliosa la qualità dei miei iscritti, mamma mia. Mamma mia, bravo Pietro, vai, scassa tutto. Oramai ho capito che finché un acquisto non è ufficiale non bisogna crederci. Purtroppo non possiamo permetterci di spendere 80 milioni a gennaio, ma manco in estate. Bravo, ma senza dubbio, Giacomo. Ma poi qua non stiamo nemmeno parlando di ufficiale, perché giocatori come, che ne sa, Oliveira, no? Che abbiamo detto abbiamo risolto così e comunque non si è fatto. Veramente, vogliamo parlare di Depay? Già. All'inizio della live ti avevo chiesto di digli tu a Leonardo. No! No, Leonardo, mi devi scusare. Allora, Losco, metti il telefono, non lo so se stai in TV, eccetera, eccetera. Leonardo, guardami nell'anima. Allora, fatemi parlare con il mio amico Leonardo, che poi è preparatissimo. Leonardo, guardami nell'anima. Non è perché io voglio... Certi giocatori prendono troppi soldi da un'altra parte, un pochino la società non se lo può permettere perché siamo poveri, un pochino per scelta perché magari uno con uno sforzo potrebbe anche farlo, ma poi non è detto che è una cosa così, quindi non puntiamo, ecco, noi dobbiamo puntare su giocatori che si conoscono, magari li conosci tu perché sei bravo e segui tutte le cose anche del calcio estero, per esempio un Fabian, ecco, un Osimhen che magari poi esplodono e mano a mano fanno il loro percorso, ecco, e lì pure comunque abbiamo speso tanto. Ecco, il Napoli si può permettere di prendere questi giocatori e possono diventare anche beniamini e ci esaltano, perché credo che Osimhen ti può esaltare, no? Prende come un cavallo pazzo, Depay è già troppo famoso, ecco, lì dobbiamo chiarirci, quando sono troppo famosi, che li conosco anche io, che di calcio estero mi occupo poco, lì è molto più difficile, anzi, Leonardo, è impossibile, è impossibile proprio. Andiamo avanti. Allora, in bocca a Kant, vedi? Meraviglia. Guardiamoci nell'anima, ragazzi. Arriviamo a 300 like, ha detto Angela. Forza. Barak è già del Napoli. Ecco, Barak è un giocatore che può rientrare nei parametri che di cui il Napoli si può permettere. Che Barak è uno di quei giocatori che già nel campionato italiano, dal Verona invece che da Barcellona, è più una cosa possibile e potrebbe anche funzionare bene. Compriamo la Postepay 5 euro e ti passa lo sfizio. Ma che Luigi, di che per Depay dici tu? Per comprare Depay? ADL è il nostro Depay. E poi va a finire che ci crediamo troppo, gli arriva la domanda De Laurentiis e lui ci deve rispondere così.
Siamo un po' poveri. Il nostro amico Bellino, grande critico, dove sta? Arriva Alberto. Arriverà, arriva al più presto. Ci ha preparato anche tante cose e quindi Gabriel Telles, cioè è uscito un nuovo iscritto in live e non mi è comparso qua. No, mi era comparso. Stavo parlando. Benvenuto Gabriel, benvenuto. Quando Di Lorenzo si è rotto la spalla, paura, ci siamo cagati sotto. Di Lorenzo è distruttibile. Ah, tu parli dell'infortunio, il calcio sul gomito che ha preso. Calcio sul gomito, e lì ci siamo veramente tutti, perché poi abbiamo visto che Zanoli gioca pochissimo, che Marquit gioca pochissimo, e là andiamo in difficoltà, certamente. Cosa ne pensi di Berardi al Napoli per poi dare Lozano, Osi, Berardi Politano? Ti dico una cosa, Keynes, Berardi ieri è stato protagonista di una delle simulazioni più brutte che abbia mai visto in vita mia. Cioè, lui guarda l'avversario, si mette col corpo così, non mi ricordo chi era, l'avversario della Roma, eccetera, eccetera, Smalling, si mette col corpo così senza guardare la palla, tocca lui prima Smalling, eccetera, eccetera, cade, prende un colpetto qua, si mette le mani in faccia, se le toglie subito, si rialza immediatamente. Mamma mia, che schifezza! Non lo voglio Berardi. Un giocatore che fa così, che poi ha fatto anche ammonire Smalling, non lo voglio. Chissà se lo vuole il nostro amico, chiamato a gran voce Guido Gentile. No, non lo vuole. Ci sono dei giocatori, sapete la teoria, ma questo è un giocatore da Napoli, le favolette, no? Ma qui invece ci sono dei giocatori che sappiamo essere non da Napoli, ne faccio un nome di Quadrado, di Dybala, eccetera, sarebbero molto problematici perché sono abituati a un certo tipo di trattamento e di giocate, sarebbero molto nervosi. In passato, con le poche occasioni che è capitato, questo tipo di passaggio di questi giocatori da Napoli hanno fatto sempre molto male. Vedete un allenatore super vincente, carismatico, bravo, insomma energico come Mourinho, non le sta mandando a dire, no, quest'anno. Poi sapete che non sono un piangina, però bisogna anche essere insomma freddi, no? È una questione non di piangina, di come questi termini tra l'altro orrendi, qua nemmeno con la favola che uno deve fare come quest'anno il signore e prendersi tutti gli schiaffi e basta. Il calcio in Italia ha tanti problemi che non puoi risolvere in un giorno, sempre se ci sia la volontà di risolverlo almeno, quindi no, questo giocatore, ma non per le qualità tecniche, perché per carità. Cioè, a noi ci stanno rompendo ancora le scatole dove 27 anni dicono Mertens a Crotone, insomma, ma e poi quello che mi fa arrabbiare sono i colleghi che si arrabbiano a questa cosa qua, perché in realtà una persona che dice così si rende ridicola, no? Insomma, è la stessa cosa di insomma, la sindrome della Jalap, sono le persone che stanno a guardare quello che è sbagliato, la virgola, no? Non guardi che su 100 cose che hai fatto bene in 10 anni hai fatto 100 cose bene, tutti sbagliano, no? Tu devi vedere innanzitutto la qualità dell'errore, la quantità dell'errore, la condizione in cui viene fatto l'errore, la capacità di chiedere scusa, non solo l'errore in sé. Però poi ci sono quelle persone che stanno a guardare lo stuzzicadente. Guido, Giulio mi dà un assist, dice esco un attimo fuori discorso, ho visto il video sul cinema romantico di Guido, sempre top, e lo ricordo agli altri amici bellini che seguono Guido sul suo canale Guido Gentile Piano Sequenza, è uscito un video freschissimo, proprio uno speciale San Valentino su Romantiche Visioni si chiama, e quindi io ancora devo andare a vederlo perché un po' di che fare, quindi ce lo godiamo a fine live, insomma, non c'è... È un gioco. Innanzitutto saluto tutte le amiche belline, gli amici bellini, i passanti, e un saluto speciale oggi a tutti i veterinari, maschietti e femminucci. È una categoria importantissima. Spesso sottovalutata. Molto sottovalutata, invece forse sono i medici che mantengono ancora un approccio umano alla loro professione. Vedi?
Allora Guido, noi siamo un pochino a metà tra un'analisi della partita che non siamo riusciti a fare ovviamente in live sulla partita con l'Inter e poi uno sguardo verso il Barcellona, ma manca ancora insomma qualche giorno, vorrò fare un approfondimento, aspettiamo magari parole di Spalletti sperando ma mi interessa l'Europa League, perché poi diventa veramente diventa veramente ridicolo. Quindi facciamo un passo indietro sull'Inter. Che partita hai visto? Questa differenza tra primo tempo e secondo tempo ti ha sorpreso? Te l'aspettavi? Allora, la prima osservazione credo che non sia quotata quella domanda. Ah sì, certo. Ah, Gesù. Peccato, perché anche se io non pubblicizzo, lo sapete, io non scommetto. Ho fatto vincere i miei amici, però insomma, di questi tempi poteva aiutare tutti noi, ma non ce la quoterebbero, quindi non possiamo pagare la bolletta della luce con quella battuta. Io predicavo molta calma. Che ho visto? Ho visto un Inter parecchio cresciuta dal girone andata, ma parecchio. Cioè l'Inter che ha battuto il Napoli a San Siro era nettamente meno organizzata, consapevole e tosta, e anche come qualità di gioco inferiore all'Inter che è venuto a giocare al San Paolo sabato e non domenica. Quindi ho visto l'Inter nettamente migliorato fin dal primo minuto di gioco. È un falso mito il primo tempo. Napoli è andato avanti a folate, con la chiave di lettura. Poi mi rendo conto che calcisticamente, se mi ascoltassero le amiche e gli amici che mi conoscono al vivo, che mi frequentano per l'alta mia professione, mi troverebbero noioso, no? Perché ho detto, come tu non hai mai ripetuto in vita tua una conversazione, un film, poi dici sempre le stesse cose nel calcio. Questa maledetta percentuale, no, di realizzazione. A un certo punto, non so se avete visto, è uscita una statistica. Primo tempo, Napoli 6 tiri nello specchio 1, che è il rigore, Inter 1 tiro nello specchio 0. E quindi uno si aspetta un grande dominio. Siamo andati a folate, però l'Inter veramente non si è mai disunita già nel primo tempo, però ci ha concesso qualcosa di più, perché la freschezza, qualche sbavatura. Secondo tempo ha fatto un gol, poi l'analizzeremo perché abbiamo preparato una sorpresa con Valerio, se c'è la possibilità. Come Quindi no? mantenendoci io in queste settimane mi scervellavo per cercare di offrirvi qualcosa di più pieno, raffinato e anche completo, e credo che questa sia la soluzione che accontenta la mia persona e voi, e che rispetta le regole di YouTube, della Serie A e tutte queste cose Nei qua. diritti. E dei diritti, quindi rimaniamo nel totale rispetto delle legalità, che poi è quello che mi contraddistingue nella vita, e figuriamoci se mi metto nel canale di Valerio a fare il bandito. Comunque poi un secondo tempo il Napoli ha accusato il colpo, il gol, è vero che è casuale, però adesso lo vedremo. Poi si è disunito. Quelle 2 occasioni che ha avuto, una secondo me, anzi 2 e mezzo, cioè sono 2 errori di Osimhen, perché sul primo tiro effettivamente lui ha 2 scelte: se continuare al centro, invece si è molto decentrato, e piuttosto che sottolineare sempre, c'è un amico bellino, Valerio, trovami il video dove Guido dice che lottiamo il quinto posto e sto posto. A parte che io ho detto il Napoli parte dalla quinta posizione, e se dovesse arrivare quarto sarebbe un'ottima stagione. È un po' diversa la mia classe, però ho detto, vedete che poi ci sono tiri e tiri, bisogna valutare la capacità di passaggio, la qualità del passaggio, il passaggio di quanti giocatori mette fuori servizio, un passaggio del genere. Ci sono tante cose che ci siamo detti, e come il fatto che se tu tiri molto decentrato, è ovvio, fai fare una bella figura al portiere, che tranne che non è con la Juventus, Handanovic 9 volte su 10 è un portiere eccezionale, e rimane inspiegabile perché sbaglia la partita, proprio si addormenta. Quindi là deve proprio sbagliare l'intervento sul suo palo. E anche un'occasione che su Insigne, dove siamo andati male al tiro, Osimhen non è Mertens, gli ha fatto il movimento sbagliato sul lato sinistro del campo nel secondo tempo, e poi l'occasione che non è un'occasione, anche quella vi abbiamo preparato una sorpresa. Tutto sommato, nell'ottica della mia analisi
che il Napoli va in Champions, non è una previsione, ma è una semplice, diciamo, considerazione, speranza e, insomma, obiettivo. Se accetta di lottare punto a punto, corpo a corpo, non scoraggiarsi, non avere dei crolli di depressione, 8 punti in 8 giornate come la finale del girone di andata, va benissimo, perché il Napoli aveva 2 punti in meno, col pareggio 1 punto in più. Le 2 partite chiave sono e saranno Cagliari e Lazio. Pensate che se Napoli dovesse far bene una vittoria e un pareggio sarebbe malissimo, perché prenderebbe 2 punti in meno. Con il punto in meno che ha sarebbero già 3 punti in meno. Significa che il Napoli viaggerebbe, adesso sta viaggiando a una velocità, chiamiamoci di così, c'era di 38 punti. 38 e 39, ditemi quando si è vinto uno scudetto con la regola dei 3 punti a campionato a 20 squadre. Quindi, cioè, chi parla di scudetto, come ci sono dei colleghi, sapete che io nomino quelli bravi, quelli che sparano cretinate, che fomentano sogni irraggiungibili, addirittura anche Campano come collega, insomma, che si riapriva la lotta a scudetto. Ragazzi, la Juve deve vincere tutte le partite, tutte, e fa 84 punti, quindi significa che le altre squadre non devono fare più di 83 punti e le deve vincere tutte. No, beh, è importante secondo me questa cosa, perché abbiamo Quindi questa ogni abitudine a pareggio che guardare fa, il piccolo, no? Solamente la differenza dei punti e non il lungo. esatto, ogni pareggio che fa, adesso ne vince 5, cioè, la Juve sta recuperando, alla sesta pareggia, già quegli 84 sono diventati 82. È molto duro, lo so, c'è chi ha detto il calcio non si anche questa domenica si analizza statisticamente. Io però posso risponderti, Valerio, che su 100 volte ho sbagliato una. È ovvio che non si analizza statisticamente, perché una volta su 100 sbagli. Però ti dà un vantaggio. Però sono le altre 99 che non ti hanno fatto sbagliare un po', e chiudo. Questa cosa, da cosa mi è venuta? Io che sono una persona estremamente romantica, come ho detto nel video, idealista, malinconico, emotivo, se vogliamo, per il corso da sommeliere, perché quando fai il corso da sommeliere tu devi valutare i vini al buio, altrimenti ti fai condizionare alla cieca, no? Si coprono le Sì, bottiglie, sì. altrimenti tu sai che il Barolo, oppure non so, il Five Roses una cantina famosa, come è il rosato più famoso, diciamo, in Puglia, non è detto che ogni anno sia il rosato migliore, però sai, è la marca, come se dici, non voglio dire adesso marche di vestiti. Allora, la degustazione del vino si fa alla cieca, al buio. Non so se poi un termine verrebbe preso come politicamente scorretto. Viviamo in un medioevo bruttissimo adesso. Ma non si può Però così parlare si più. dice. No, così non si può più parlare. In realtà si diceva così, senza nessuna offesa a nessuna categoria di persone. Allora mi venne questa idea di incominciare a analizzare il calcio proprio sulla statistica. Ovviamente ci sono tantissime cose che io valuto, entro in considerazione, non una partita, anzi, proprio per questo, se tu valuti tantissimi numeri, tantissimi incroci, senza farti prendere, con l'Udinese vinci, alla fine 99 volte su 100 purtroppo c'è. D'altronde, e chiudo questa parentesi, poi vediamo oltre. Ma secondo voi chi lavora io sono contrarissimo a quel mondo, alle sale scommesse, ma chi lavora? Matematici. Non è che vengono messi così. Perché 1,04 la vittoria? Ovviamente entrano e cambiano nel corso della settimana parametri, perché metti che la squadra Pinco Pallino, non la voglio nominare perché per nessuna squadra, perde 2 giocatori il giovedì, che sono i 2 attaccanti principali, quella quota può scendere perché entrano in campo una valutazione qualitativa che influisce sulla percentuale della valutazione per dare il numero. Quel numero poi viene dato non a cacchio, ragazzi, per pensare che viene dato in armonia con tutte le giocate, in modo tale che comunque il sistema è vincente. È molto complesso, io me lo sono dovuto spiegare perché, avendo degli amici statistici, ho studiato tutto il sistema di composizione delle quote delle sale scommesse ed è scientifico, proprio perché il banco vince, il banco può perdere solamente se noi di notte, cioè una sola possibilità, ma è una possibilità, diciamo, trascendentale, quindi scordatelo, cioè non può perdere mai, proprio perché sono studiate in modo incrociato scientifico, cioè la scienza statistica è una scienza, ragazzi, non è che prendono scappato di casa a fare quelle cose. Solo se tutti noi
stanotte ci sogniamo il risultato di una partita, non so, Pinco, non voglio citare una partita, 3-0, andiamo lì e ci sono un numero di persone considerevoli, no, che giocano con certezza un risultato, e allora lì salta il banco, no? Come la persona che ha roulette, ma altrimenti non può saltare, anche se ci sono delle persone che vincono. Le quote sono strutturate in modo tale che è impossibile, se no sarebbero fallite, invece sono diventate sempre di più. Infatti, aumentano Quindi, sempre. io rispondo che purtroppo, ma mi viene proprio da una grande passione sportiva che viene da papà e una grande correttezza nell'analizzare lo sport. In realtà questa cosa mi venne da un altro mondo, come ha detto Mourinho, chi si occupa solo di calcio capisce niente di calcio, e io lì ho applaudito, è vero, e ho detto fammi andare a vedere se questa cosa funziona, e ha funzionato. Il secondo anno ho detto fammi andare a vedere se si può migliorare, e migliorato a funzionare. Il terzo anno, e siamo arrivati, se questo dovesse essere, al mio 22esimo anno. Quindi se dovessero verificarsi tutte le condizioni consecutivi, quindi ancora deve succedere che sbaglio. Sbaglierò, lo dico sempre, Valerio, attenzione, io sono umano, tu mi dai a volte delle qualità che no, sbaglierò, ma con grande sorriso e serenità. Dio, l'ho sbagliato perché questo è successo, questo io l'ho sbagliato, e anche chi verrà a lurcare, ma ti voglio bene, anzi, l'errore è un modo non solo per crescere, per correggere stimatori, considerazioni, e la prossima volta invece che 21 anni magari ci azzecchi poi per 31, è chiaro. Comunque, insomma, non facciamoci la testa, perché nell'ottica, chiudiamo Champions, no, sono molto lunghi gli interventi, ma questa è la nostra introduzione, le cose sono andate bene. Considerate una cosa molto interessante, nonostante ci sono tante squadre importanti, no, che devono recuperare una partita, che stanno andando tutte male tranne la Juve, cioè l'Atalanta a -6, l'Atalanta deve recuperare una partita, -6 tra il Genoa d'andata e il Genoa di ritorno. Lo ripetiamo a chi casomai oggi per la prima volta si collega con Valerio e si deve iscrivere, perché è pazzesco non iscriversi. Il mio confronto è omogeneo, cioè Genova partita con la Genova, con la Salernitana, non prima con prima giornata, perché sennò sarebbe di simmetria. L'Atalanta a -6, quindi anche dandogli una vittoria nella partita che deve recuperare, sta viaggiando a -3. La Fiorentina a -8, ma ha una partita, quella che sta vincendo oggi, e l'altra, quindi anche con 2 vittorie -6 andrebbe a -2. Vabbè, Genova -2, l'Inter -3. Ecco, questo è il primo dato interessante. Tutti i colleghi che la stanno dando battuta, che sta rallentando, eccetera, no, l'Inter ha avuto 4 scontri diretti nelle prime 6 giornate, se li ha anticipati tutti, dove il rapporto, il saldo non è affatto negativo, è pari, se dovesse battere il Bologna, dove avrebbe, bravo questo, non so se è un amico o un'amica Bellina, insomma mi ha preso proprio però sì, è uguale, noi siamo assolutamente bipartisan, mi ha preso proprio scientificamente alla lettera, e si troverà bene, perché poi vedrà che quando mancano 7, 8, 10 giornate è talmente facile valutare le cose che dirà mamma mia, aveva ragione quello scemo di Guido. La Juve +7, la Lazio -2 e la Lazio non ha partite da recuperare, il Milan -1 non ha partite da recuperare, il Napoli -1, la Roma -4 e non ha partite da recuperare, quindi il -4 della Roma è molto vantaggioso per il Napoli. Vabbè, Sampdoria, Torino, Udinese, diciamo, non lottano per la Champions. Quindi questo pareggio, che è stato visto come una iattura, eccetera, non va male. Non va male per 2 considerazioni finali, perché secondo me l'Inter è cresciuta moltissimo, cioè la qualità del gioco, dello stare in campo, della consapevolezza di essere una squadra, ha pareggiato molto di più rispetto all'andata. Cioè nell'andata l'Inter ha fatto il Napoli che è andata a volate e ci faceva male perché ha le incursioni buone. Nel ritorno, fin dal primo tempo, ragazzi, si sono messi col pallino del gioco. È chiaro che poi, chiudo, fa soffrire, girare le scatole, innervosire, tutto quello che è legittimo, ma un minuto di l'avete fatto sabato, quindi oggi non ce n'è bisogno, è l'ultimo calcio di punizione. E però, e vedete come tutto quello che vi dico io torna se uno lo vede in maniera organica. Quando io vi dicevo Napoli-Verona, ci sono stati colleghi importanti che l'amico Bellino di cui parlavo. Bravissimo, ma infatti, ma non è che me le devo tenere in periodo, sono idee che io
insomma, do a tutti voi. Qualcuno può dire sei un imbecille e non so, lo Spezia vincerà lo scudetto, benissimo, io me lo prendo l'imbecille, e qualcuno dice fammi andare a vedere, incominciamo a valutare queste cose, e si diverte. Tra l'altro la settimana diventa anche più divertente. Dicevo Napoli-Verona. Allora mo ci devono spiegare questa posizione. Se uno si mette a ricordarsi tutto, ci sono tante cose, e quella è la squadra. Perché vedi, Valerio, perché noi l'abbiamo analizzato in una puntata, questa non solo è la migliore rosa dell'era De Laurentiis, il referendum che viene ancora adesso detto, ma alla fine il Napoli, per molti tifosi, perché non sono giornalisti, a questo punto sono tifosi, ex giocatori, abbiamo dominato, ma che partita ha visto, che contenti voi di crederci, perché poi diventano veramente delusioni, e i tifosi che li ascoltano sono incazzati e delusi. Non di bisogno. Che è successo negli spogliatoi? È sceso De Laurentiis, ha detto non giocate più. Cacchiate. Allora, quest'anno che ha fatto il Napoli con l'Inter? All'andata dovevamo essere noi più forti, la favola che è, abbiamo perso 2-3. E l'arbitro, eccetera, e Mertens, va benissimo. Al ritorno abbiamo fatto 1-1. L'anno scorso che abbiamo fatto? Eravamo noi la rosa più abbiamo perso a San Siro e abbiamo fatto 1-1 con Gattuso. L'anno prima con Ancelotti, ed eravamo noi più forti, l'Inter per distacco, abbiamo perso 1-3 all'andata al San Paolo con grandi paperoni di Meret e 2-0 a San Siro. L'anno prima, per distacco, noi là perdemmo la partita famosa del box a San Siro 1-0 con Zelinski che si fa parare il tiro a porta vuota, e facemmo sì 4-1 in casa alla penultima giornata, quando il Napoli, le partite dove c'è la mente fredda, libera, fa bene, e lì era sì secondo per distacco. Cioè significa, cari amici, e per amici intendo amiche e amici, così abbreviamo, negli ultime 8 partite, sono 4 stagioni, non una partita singola, abbiamo fatto una vittoria, che però 4 anni fa, 5 sconfitte, 4 consecutive a San Siro e una in casa, e 2 pareggi. Perché, Valerio, continuano a raccontarvi che questa rosa è più forte dell'Inter? Lo è per monti ingaggi? No. Lo è per valutazione da bilanci, non transfer market? No. Lo è per punti fatti negli ultimi 3-4 campionati? No. Non è per vittorie negli scontri diretti? No. Lo è per giocatori che hanno vinto scudetti, Coppa? No. Napoli-Verona. Valerio, Napoli-Verona, questa è la verità. Che è successo a Napoli-Verona? E andate appresso a queste persone. Il tempo, come lo volete impiegare nella vita, spetta a voi. Io, come ne ho detto nel mio video, non sono maestro di nulla, manco del bagno di casa mia. Figuriamoci di calcio. Se una persona vuole stare appresso a queste persone tutta la settimana, è liberissimo di farlo. Però c'è il rischio, e lo dico da fratello maggiore, che è infelice per molte settimane. No, ma proprio questo è successo, perché la preparazione alla partita è stata tutta di vabbè, ma è un Inter che sta in grossa difficoltà, non ho visto niente di che, quando poi anche nella sconfitta con il Milan, dobbiamo essere onesti nell'analisi, l'Inter ha dimostrato molto più del Milan come attacco, come solidità. Poi è capitata di perdere nel finale e subito si sono ripresi con la Roma senza alcun tipo di discussione, e quindi siamo arrivati con questa leggerezza, dice tranquillamente, avvalorata dal primo tempo fatto bene dal Napoli con le occasioni, e quindi la delusione è stata impossibile, perché abbiamo detto ma come abbiamo fatto a non battere l'Inter, che era proprio da battere sulla carta, eccetera eccetera. Questo è perché si creano dei presupposti che poi ti scompensano le aspettative. Una cosa, Valerio, poi leggi questa domanda, mi scuso Sì. per la lungaggine, ma questo non è un editoriale, questo è un riassunto della stagione, quindi se noi facciamo bene le prossime partite, la famosa continuità, cioè è benissimo, perché mettiamo veramente una colonna in cemento armato su una possibile qualificazione. E allora il pareggio di oggi è un pareggio che io dicevo di ieri, oggi intendo come giornata trascorsa, che hanno detto intanto il Napoli deve imparare, lo dicevamo tutti insieme, a non perdere più certe partite. La partita con l'Atalanta in casa non la devi perdere, mai. Intanto non l'ha persa con l'Inter, e con un l'Inter che è migliorata rispetto. Infatti io vi dissi subito, non mi piace la sconfitta dell'Inter, perché ha perso da Napoli, ha gigionato,
al primo tempo poteva fare molto di più, anche il 21 poteva, ha fatto solo gol e si è preso 2 gol scemotti. Però ho detto, state sicuri che una volta l'Inter farà il Napoli, vedrete che si rimetterà subito in carreggiata, e ha fatto il suo. All'Inter comunque quel pareggio, anche se sono 2 punti in meno, non li scombina i piani Champions. Domande a raffica, vai. Allora, nel frattempo io ne ho prese alcune in sottofondo, quindi possiamo farle un pochino a raffica. Alfredo, questa devo leggere a volo perché sennò me la perdo. Ciao Guido, anti-ADL a vita. Buonasera amici bellini di questa squadra forte dell'Inter, frenata da un presidente mediocre che millanta, delusione, visionario. Un'analisi dopo 18 anni di storia, è un'analisi che faremo, amico anti-ADL, sicuramente approfonditamente, non in questa settimana perché c'è il Barcellona e siamo pieni di impegni anche di partite, però appena ci fermiamo di nuovo facciamo un'analisi approfondita dei pro e dei contro di ADL, senza dubbio. Leggo Alfredo, che ringrazio, a cui è arrivata la cosa della tazza, la tazza è in produzione e quindi sta arrivando anche a te, caro amico Alfredo, e grazie. Oggi si parlava dell'assenza di un vivaio a Napoli, ma anche dell'esterno. È possibile migliorare? Domanda per entrambi. Ti rispondo brevemente con un ricordo personale. Una delle persone più importanti della mia vita, che è stato letteralmente un secondo papà, perché è il papà della mia migliore amica, ci conosciamo quando abbiamo 0 anni, cioè proprio un giorno di vita. Tra l'altro Valerio, grandissimo tifoso del Napoli, fu lui che mi portò da tifoso del Napoli all'Esel, perché viveva in Lussemburgo a vedere Juventus-Liverpool, e tra l'altro, scusate questo ricordo personale, diceva, io ero piccolo, mi raccomando, solo per questa volta, diciamo, tifiamo Juventus perché Bellissimo. siamo italiani. Quanto era sportivo, ho detto zio, ma io proprio non lo chiamo zio, no? Allora, perché vi sto dicendo questo? Perché c'era un periodo che la sua figlia maggiore studiava un po' poco all'università e lui scriveva sul calendario: anche oggi non abbiamo, poi si è laureata, adesso ha una bellissima carriera, una donna eccezionale, sono 2 sorelle per me, ma non quelle frasi, sono sorelle, sono veramente sorelle. Anche oggi non abbiamo scuola. Ecco, perché vi sto dicendo questo? La prima domanda che tutti noi dovremmo fare in conferenza stampa quando c'è il presidente: perché decidi di non, presidente, perché lei decide di non ciao bellezza, come i complimenti che si fanno, è legittimo, cioè il presidente nessuno lo deve accusare di non farlo, ma va chiesto di perché. Ed è la prima, ad ogni sacrosanta conferenza, appuntamento, cosa c'è, la prima domanda. Non lo potete chiedere, perché io ti rispondo, certo che si può fare, lo fanno pure le squadre di Serie C1, nel loro piccolo, ci sono squadre di Serie B che lo fanno benissimo. L'Atalanta era una squadra provinciale, ha incominciato a investire, ha un vivaio, è un settore giovanile fortissimo e vedi dove è arrivata, non certo il fatturato, il superstadio, eccetera. Quindi la risposta è sì, si può fare, lo abbiamo fatto anche negli anni d'oro degli scudetti. Non si fa, ma perché non si fa non ti può rispondere Valerio, nemmeno io. Allora la petizione, la primissima domanda a qualunque incontro ufficiale, perché non lo stai facendo, è sbagliato, ti accuso, calciso, questo volgarità, qualunquismo, semplicemente con molta educazione, perché filosoficamente, da un punto di vista aziendale, filosofico aziendale, non lo si vuole fare, però non la corrosione salina, quello, se lui dice la corrosione salina, hanno detto, cari colleghi, no, un po' di dignità professionale, ha detto no, perché siamo in una penisola circondata dal per forza, è inevitabile. Allora, un saluto a Roberto Tiraboschi, complimenti al Napoli da interista, l'unica squadra che temo, a differenza di un altro amico interista che è passato dicendo non avete vinto niente, pagliaccissimi così, Roberto invece mantiene un profilo più carino, più bellino, mi oserei dire. Possiamo dire una cosa importante, Valerio? Come no? Che è una perla nel calcio italiano. È stato uno dei rari casi, fosse sempre così, dove le dirigenze sono state signorini e professionali, con un atto di amicizia e di bellezza del profilo ufficiale dell'Inter, mandato tra l'altro da uno dei miei migliori amici interisti, che su Instagram fa vedere la cartolina della città, oggi stiamo andando a giocare.
corrette in campo, c'è stato anche nel rigore, come si chiama, ragazzi, purtroppo i rigori capitano, un rigore stupido, quando anche noi li abbiamo fatti stupidi, 11 falli, 12 falli, partita correttissima, un'azione prima lottavano spalla a spalla, si cadeva, si aiutava subito l'avversario col sorriso, è stata sia come spettacolo un buon calcio, non eccezionale, un buon calcio, buoni ritmi del primo tempo, sono scesi da tutte e due le squadre nel secondo, una buona partita, nulla di eccezionale dobbiamo dire, però rispetto al campionato italiano fossero tutte così, non c'è nulla da dire, ma beh, possiamo dire per una volta meglio le società, meglio i giocatori che troppi tifosi? Che questo è il risultato di troppo incattivimento, di troppi giornalisti che hanno toni urlati, che si offendono, no? Molto meglio per una volta, perché purtroppo non è sempre così il calcio, tuffi, non tuffi, sceneggiati, qualche cosa c'è sta, però molto meglio in campo, lo possiamo dire per una volta nel campionato italiano. È bello sottolinearlo, anche perché io ho preso questa la famosa ansiria, si dice in napoletano, per le simulazioni, mani in faccia, eccetera, eccetera, che siano nostri o altri, per me è la cosa più grave che ci possa stare nello sport. Non perfetta, qualcosina c'è stata, però Roma non è stata costruita in un giorno, cioè il campionato italiano non risolvi con Napoli-Inter, dovrebbero essere tutte così e vedi che l'anno dopo si alza di un gradino e si toglie un'altra sbagliata e l'anno dopo purtroppo che rischia di essere l'eccezione, no? Diciamo. Allora, però nessuno ha fatto complimenti alle due squadre. Sì, nessuno l'ha sottolineato, è vero. L'amico Mamma che ansia, uno dei nostri ultimi abbonati iscritti, dice: amici bellini, basta Ospina. Quindi, possiamo vedere qualche... Allora possiamo... Bene, allora te le chiamo io perché ne ho messe forse troppe. Perché questo è l'altro risultato dove non dobbiamo chiudere gli occhi, semmai adesso dobbiamo tenere gli occhi aperti, le orecchie aperte. Semmai avremmo dovuto tenere le orecchie, cioè togliere il tasto audio, no? Mettere il tasto mute del televisore e vedere solo le immagini. Allora, parti secondo me dalla prima che ho chiamato Cross 1, Valerio. Io me l'aspettavo questa cosa con cuore in mano, ragazzi. E siccome è sempre stato un limite fino ad oggi, perché poi si sembra che parliamo di filosofia e solo numeri statistici, invece parliamo anche un po' di campo con immagini, ragazzi. Questa volta Guido ha fatto un lavorone, vediamo di farvelo vedere al meglio. Scusa, ho sbagliato. Vabbè, Cross 1 va bene, torna indietro. No, stavo rimessa 1, scusa Valerio. Rimessa 1, ok. Partiamo proprio dall'incipit. Basto Spina, poi adesso lo vediamo Basto Spina. No, perché vediamo con i centimetri, capito Valerio? Proprio scusate, il calcio, andiamo proprio con i centimetri. Allora, in arrivo rimessa 1. Valerio ce le ha già tutte prime, però dategli anche il tempo tecnico. È chiaro. Allora, si vede nettamente che il Napoli difende, in questo caso 4-2-3-1, vai sopra, quindi l'1 sopra nel senso vicino alla linea di metà campo, ancora di più, credo che si veda, esattamente, sì, è enorme. Ospina, vedi, mi ha fatto sbagliare, amico. Con Osimhen, che è il giocatore più avanzato e ne tiene fermi 3 dell'Inter, fa il reparto da solo. Insigne sottopunta, che ovviamente non sta dall'altra parte del suo lato, perché eventuale assist immediato in uscita Ospina. Abbiamo Zelischi, poi Fabian e Lobotka, i due, e Elmas, adesso torna in giù, che deve coprire, perché difendendo a 4 la squadra è scalata. Altra considerazione, noi abbiamo preso un gol a difesa schierata con solo 2 giocatori dell'Inter. Però sapete, l'Inter ha perso Lukaku, no? Poi queste storie qua. Altra considerazione, le rimesse in attacco, addirittura questa non è manco sulla tre quarti, è più vicina alla linea di centrocampo che nella linea, diciamo, dell'area di rigore. Guido, poi tra l'altro questa è la rimessa dove Doveri dice più dietro, si perde anche quell'attimo così e Dumfries non ha proprio la postura, proviamo a battere, vediamo che è solo davanti la soluzione. Salta, aspetta, perché non ne facciamo, io ho fatto proprio fotogramma per fotogramma, nel caso qualcuno dice ma qui là, però quindi aspetta un attimo, così li guardo pure io, ragazzi, abbiate fai rimessa
4. Rimessa 4. Cortesemente. Assolutamente sì, sì. È solo il computer, il tempo che ci Sì, mette. sì, ma avranno pazienza, perché adesso parliamo proprio solo di campo. Senti pure i rumori? Per la rimessa 4 il rumore è pronto. Nella rimessa 4 in realtà c'è il fotogramma 2, fotogramma 3, fotogramma 4, 5, 6, però cerco di farlo per abbreviare. Koulibaly, quella che nel tennis si chiama zona di nessuno, la terra di nessuno, chiamava Gianni Clerici, quando tu non sai se andare a rete, rimani nel fondo, rimani a metà e ti passano col passante. Rompe la linea, chiaramente Mario Rui deve andare sull'uomo che sta scappando, e lì è, ragazzi, la qualità di Dzeko, che di prima con un semplice piattone, Insigne si gioca anche di piatto, non solo il tiro a giro, semplice piattone di prima lo mette sulla corsa, prova a fare rimessa saltiamo un po' 7, perché sono veramente fotogramma per fotogramma. Ok, in arrivo. Lo so che casomai il passaggio, il tiro di piatto, e qua puntate precedenti di Guido, non vale cronache, eccetera, però ci sono due cose da valutare nel calcio, no? La velocità del passaggio, no? La precisione del passaggio, quindi non solo la precisione. E poi quando vi dissi la qualità del passaggio, nel senso, questo passaggio, quanti giocatori della squadra avversaria mette fuori gioco? E li ha messi tutti. Tant'è vero che il Napoli è costretto a scappare indietro. Dzeko è il giocatore vicino a Fabian Ruiz, marcato da Lobotka a Fabian Ruiz. Koulibaly, che era nella terra di nessuno, non ha né retto la linea, che è precisissima, perché Di Lorenzo guarda se c'ha il giocatore che l'attacca. Il giocatore lo può attaccare, ma verrebbe comunque chiuso da quello che non sa far nulla, che Elmas, sì. Che diventa una sorta di quinto aggiunto che sta per e il giocatore dell'Inter va sulla fascia. Andiamo a questo punto vediamo il cross 1, perché saltiamo dalla rimessa. Cross 1. C'è una prima considerazione da fare. I giocatori delle altre squadre crossano bene, cioè la palla arriva in aria, noi sbattiamo sulla sedia, diceva un mio ex allenatore. Lo sappiamo che Fabian Ruiz è lento nei recuperi, infatti si fa recuperare e superare sia da Dzeko, credo che questo sia Cianaloglu, tutti i giocatori del Napoli, tutti, da Insigne, Zelinski, tranne solo Lobotka, tutti i giocatori del Napoli stanno guardando la palla. Se vai adesso a cross 2 e cross 3, vediamoli in successione, e vedete come Koulibaly, aver rotto la linea, non l'ha recuperata e si trova sempre in una zona di nessuno. Questa zona di nessuno di Koulibaly sarà uno a parte la sfortuna, dei problemi che poi ci porteremo, grazie Valeo, bravissimo, ci porteremo indietro per tutta l'azione e ci costerà il gol. Lui crossa bene, vedete come che, tra l'altro, Valerio, ferma un attimo qui. Sì. È bellissimo il calcio, no? Perché ti insegnavano proprio a calciare in questo modo, cioè mantenendo i 90 gradi, che non è una cosa erotica, però no, ragazzi, siamo stati tra le due gambe, e quindi c'è perfettamente, anche se lui è in totale corsa, e quindi la gamba di appoggio non è a 90 gradi, però mantiene con l'altra gamba questo, e infatti il cross gli uscirà perfettamente pulito e andrà al centro. I giocatori Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly, guardate Koulibaly, la faccia dove è girata, Lobotka adesso guarda solo la palla, Fabian Ruiz guarda nessun giocatore guarda Dzeko. Di tutti i Fabian, mi sento di dire anche Fabian e Lobotka, anche Fabio, infatti ho detto attenzione, non è. Sì, no, è interessantissima questa cosa, adesso lo rimetto, proprio perché lo tenevano loro in quella zona di nessuno, e magari continuare a seguirlo avrebbe potuto. Nessun giocatore, quindi puoi vedere, devi fargli un fotogramma alla volta, è un po' scocciante, però così vediamo proprio la successione. Nessun giocatore lo guarda. Sì, puoi divertirti, il cross, guardate come la gira bene, anche qui nessun giocatore
nessuno, quindi non stiamo buttando la croce, noi stiamo analizzando perché c'è stato un errore, con molta serietà, non so scapocchioni, non stracciamo, io poi non straccio la carta che la riciclo, figuriamoci i tesserini degli allenatori, sia chiaro, però guardiamo, Kroos sta bene, Dzeko attacca la profondità e si va a inserire in una zona dove teoricamente ci sono 4 giocatori, tutto sommato hanno tenuto la linea Rachmani e Di Lorenzo. Rachmani si è andato un po' indietro, Koulibaly rimane in questa zona di nessuno perché non sta né può attaccare la palla né ha difeso su Dzeko. Vai avanti, sono tante le immagini che possiamo vedere. 4, 5, 6 o 7? Vai a 6. Ok. Poi arriviamo a Ospina, non vi preoccupate, amico Bellino, però dobbiamo vedere tutta la dinamica dell'azione. Allora, con calma, tanto credo che sia molto più divertente poi vedere. Ecco, guardate Koulibaly. Ma proprio la postura del camminare. Tutti guardano, come dire, da dove è spuntato questo? Dzeko fa una cappellata incredibile perché sbaglia totalmente l'intervento di testa, nonostante praticamente quasi se la dà sui piedi, e invece poi prende il piede di Lorenzo. Koulibaly, tra l'altro, è in una posizione che, avendo rotto dall'inizio della linea ed era il più avanzato, e avendo fatto questa cosa che non ha trovato la posizione, eventualmente, anche se Mario Rui è più dietro, se lui avesse tenuto o la marcatura o la linea, detto, noi mettevamo fuori gioco Dzeko, però purtroppo Mario Rui, avendo dovuto seguire il suo diretto avversario, l'avrebbe tenuto in gioco. Però il punto è che si trova un giocatore che è partito dalla 3/4 d'attacco e con un semplice tocco di piatto, semplice nel modo di dire, perché noi lo banalizziamo, ha passato di prima il giocatore di corsa, che è andato sull'1 contro 1, ha corsato bene e l'ha preso di testa. Tutti guardavano la palla, nessuno il giocatore, quel giocatore avete guardato la palla, però l'ha presa. Vai aspetta che ti dico cosa vediamo adesso. Zuccata, sì, mi credo che sia Zuccata. Aspetta che lo apro pure io. Zuccata c'è Zuccata 0, 1 o 2? No, vediamo la 0, 1 e 2, perché sono da 3 posizioni diverse, sono andate a beccarmela. Okay. Perché poi la cosa di Ospina, poi ci arriviamo, Ospina con Andanovic, la cosa bella è che sono andato a trovarmi varie inquadrature della porta, perché sarà molto utile. Allora, anche da questo, mentre Valerio trova, Ospina giustamente sta difendendo la porta. Essendo un attacco sul centro-destra, ma non troppo definato, Ospina è leggermente girato sul centro, chiaramente a seconda, lui è quindi il centro-sinistra. In questa posizione si vede benissimo, cioè Ospina è nella posizione giusta, cari amici, bisettrice, eccetera, perché è anche troppo avanzato, attenzione, lì dovesse prendere un pallonetto, però può fare il passo indietro, è perfettamente al centro porta, perché il cross ancora non è passato, visto il cross poi ovviamente andrà a difendere più il suo lato sinistro. Poi in successione, vedete da questa immagine si vede che tutti guardano il pallone, proprio qui, proprio più in grande, e Dzeko dice pure io lo guardo, ma non me lo vado a prendere. E Ospina sta dove deve stare e sta anche parecchi, sta a 2,68 m dalla porta, li ho misurati, sono tanti, sono anche troppi. Allora, Zuccata 1 è praticamente questa, è la stessa di Cross sì, 6. Perché, no, non è la stessa, perché è importante. È subito dopo? No, perché sì, vedevo il no. Koulibaly a camminare e quindi... Sì. No, è che Koulibaly è andato a funghi, perché lui la decentra totalmente la palla, cioè, la bravura è che l'Inter ha attaccato bene, la sfortuna è che ci sono stati 2 interventi sbagliati di qualità. Lì sì, la prende proprio male, la prende talmente tanto male che non solo prende il terreno, ma non la prende davanti a lui, la prende leggermente, diciamo, a sinistra. La vedete che la palla quasi ti sta per sbattere sul piede. Sì. Puoi vedere Zuccata 3, si vede meglio. La Zuccata 3 sono andato a prendere un altro fotogramma dove la palla si è allontanata e tra l'altro i funghi di Koulibaly non devono essere stati troppo buoni, vedrete la sua immagine.
I funghi primaticci, come diceva il commissario di Delitto, cena con Delitto. Invito a cena con Delitto. Allora, zuccata 3. No, zuccata 2, scusa, perché 0, 1 e 2. Ok. Perché è molto importante vedere la zuccata. È proprio una zuccata, scusate come ho nominato il file, però non possiamo Ma dire che è un tiro di testa, perché eccola qua. Allora, Koulibaly, guardate lo sguardo spaesato, che non sa. La palla ha assunto una traiettoria stranissima, decentrata, e starà per andare a sbattere, vedete, sul piede di riporto di Di Lorenzo, che sta correndo, quindi quel piede sta andando in avanti e non può fermarsi, e quel piede urterà sul pallone, che diventa, adesso ti dico quale immagine scegliamo, ne scegliamo 2-3 per non annoiarvi, però sono le cose importanti per vedere Ospina, non deve giocare più Ospina. Ecco, partiamo però da sotto porta, sotto 1, sotto quello che si chiama proprio sotto 1, perché l'ho presa da dietro la porta, sotto, senza sotto porta, perché uno è sotto porta, l'altro è sotto 1. Sono molto okay. sono Sotto molto 1. importanti qua i frame, invece, Valerio, perché ci fanno capire tante cose. C'è anche rimpallo, però insomma poi le vediamo. Allora, purtroppo non possiamo far vedere immagini, se si potesse far vedere immagini rallentate, che lo so, dovete accettare. No, i potenti mezzi ci sono, ma sono le limitazioni, che è una cosa assurda secondo me, perché questa non è violazione del copyright, farebbe amare di più il calcio. Sono tantissimi, perché io l'ho fatto proprio a 24 fotogrammi al secondo, potete immaginare quante, non li ho mandati manco tutti a Valerio. Poi lo vedrete, la palla poi dove andrà a sbattere. Innanzitutto la cosa interessante è che la palla, rispetto a quello che vedremo che Insigne, proviene dal centro verso proprio il lato di per una pura carambola casuale, è stato sfortunato per l'ennesima volta Ospina, dal centro verso destra, la destra di Dzeko, sbatte a terra, rimane nella posizione come un perfetto assist. Ospina era andato a difendere giustamente il suo palo, ritorna, cioè di riflesso cambia ovviamente posizione e va subito ad uscire, diciamo, a coprire lo specchio della porta. Però il pallone, vedete, rispetto a Ospina e rispetto a Dzeko, quanto è rimbalzato, ci sono tanti fotogrammi, ragazzi, quanto è più vicino a Dzeko rispetto ad Ospina. E questo va valutato. Vai al sotto 2. sotto 2. È importantissimo anche il sotto 2. Allora sì. Ospina ha continuato ad andare avanti a chiudere lo specchio. Il problema è che il pallone è rimasto là nell'altezza giusta. Dzeko ha dovuto semplicemente continuare a caricare di nuovo, vedete la perfezione del tenere il 90 gradi rispetto al pallone. No, non l'ha tenuto bene. Non l'ha tenuto bene. E infatti Dzeko, proprio perché non c'è il 90 gradi, ha calciato malissimo, lo poi vedremo, perché allora dobbiamo considerare che una porta di calcio è 7,32 m per 2,44 m, ma un'area di calcio è 5,50 m. Quindi consideriamo che Dzeko sta calciando il pallone da 2,63 m. Esatto. Se vogliamo fare una puntata seria da Valerio o se vogliamo fare come tutti gli altri le chiacchiere del Camera. Fai avanti con, aspetta che ti dico là. Ecco, sì, sotto 3. Sì. E vedete come lui, proprio perché non è perfettamente equilibrato con la linea dei 90, cioè la linea dei 90 che tu devi tenere il ginocchio, mo non mi posso alzare, cioè quella precisione di percentuali geometriche sono fondamentali quando si calcia il pallone. Ha calciato talmente male
nonostante fosse a 2,60 m, come si chiama, la porta è 2,44, che il pallone è stato talmente alto che ha sbattuto sull'interno della traversa 2 centimetri soli, avrebbe preso la traversa interna ad uscire. E Ospina è uscito fino quasi sui piedi, ma era parecchio in ritardo rispetto a lui, perché ha dovuto seguire prima l'azione che stava sviluppando da quella parte, poi il rimpallo ha praticamente tornato sui piedi di Dzeko, più vicina ai piedi di Dzeko. Lo possiamo vedere pure, vediamolo da... Aspetta, Guarda qui dei potenti mezzi, guarda. Sì, sì, sì. Sì, beh, cioè, vabbè. No, ma questo è bello, questa considerazione, perché poi molti di noi, io per primo ho detto, è fortunoso perché lui tenta il colpo di testa, lo sbaglia, arriva il rimpallo, ma la fortuna è anche nel calciare praticamente con un tiro dove la palla si impenna, invece di fare un calcio pulito. Quando io dico anche nella canzone, a volte non segni se la prendi troppo bene, quando la prendi male molto spesso la traiettoria prende un giro che il portiere non può né prevedere né parare. Se fai per cortesia, e per così poi passiamo all'altra azione, in successione sottoporta 1, sottoporta 2 e sottoporta 3, considerate che ce ne sono tanti di file, però c'è anche una ripresa ancora più riavvicinata, però non voglio manco esagerare, ma sia lo stesso, abbiamo una violazione nonostante sia una foto di fatto. E sarebbe un peccato, perché questo poi è quello che spiega le cose ai tifosi, lo fa appassionare di più del calcio. Ecco, vedete che la palla, qua si vede proprio meglio, è davanti al piede di Dzeko, e Ospina se ne accorge, dice, cavolo, devo andare a richiudere su quel palo. Non era al centro, la palla da Di Lorenzo è andata verso Dzeko, vai avanti sotto porta, e lui si è dovuto ritornare su quel palo, perché quando Dzeko ha calciato e ha tirato di testa, stava tirando sul palo alla destra di Ospina. Sì. E poi invece si è trovata l'azione alla sinistra. Quindi questo è sotto porta 2 e anche sotto porta 3. Dzeko rimane sempre fermo, vedete, è Ospina che gli va sempre più vicino, perché la palla si è fermata lì. Esatto, e questo poi è il frame del momento in cui è partito. Quindi Ospina, andiamo a vedere prestazione totalmente in colore da Elmas, non è che qua qualcuno potrebbe dire, però perché un ragazzo più giovane che ha meno esperienza, chiamato sempre a tappare i burchi, lui sì si può adattare a destra, altre persone non sia mai, perché proviamo a mettere Insigne a destra, Elmas a sinistra. Come sì, però giocato? Guido, prima di Elmas Ospina, la risposta ad Ospina, basta Ospina. Basta Ospina. Capito? Va bene. La bisettrice, vediamo invece la differenza con vabbè, se è convinto lui. Il problema è questo, perché voglio capire, perché poi qualcuno adesso si sta chiedendo, giocherà Meret contro il Barcellona, che sono cambiate le gerarchie, si è creata la cosa che Ospina per il campionato, Meret per il Barcellona, oppure che cosa si fa l'anno prossimo? Cioè, questa poi è la domanda che secondo me ognuno si dovrà porre. Che scelta si è fatta? Secondo me c'è molta confusione, sono due cose da dire. La prima sul gol. Il gol è una concausa di un'attitudine ad attaccare dell'Inter, se no non segna al 112, il 20° della Supercoppa, con giocatori che comunque sono abituati anche a una giocata che sembra apparentemente semplice come il Dzeko, perché Dzeko si va a prendere quella rimessa laterale, nonostante in mezzo a 5 napoletani. La palla la voglio, non come noi quando giriamo le rimesse e nessuno si va a prendere la palla. Una organizzazione difensiva che comunque è buona, a volte va buona, però che premia e a volte no, il fatto che guardi solo il pallone perché poi questo è il calcio moderno, forse è meglio un ibrido, un po' il pallone, e poi anche purtroppo nella parte finale una serie di carambole sfortunate, perché da un tiro sbagliato di testa si trova un assist involontario perché sbatte sul piede di Di Lorenzo e gli va proprio davanti al piede, e lui comunque non calcia benissimo perché è proprio la svirgola alta, per dire, che diventa, però è a 2,60 m, ragazzi, cioè a 2,60 m, pur sbagliando il tiro, la porta la becchi, perché sono 2,44, 2,60, cioè proprio, infatti è proprio alto il tiro.
A Per quanto Fabio, riguarda a Fabio la tua diciamo risposta, resta sul 99 perché altrimenti l'amico di Guido che è laureato rimane male. in fisica, è laureato, Rimane male. dovrebbe giocare Ospina, Meret. Se gioca Ospina significa che Meret non rinnova, nel senso, anche se gli offrono il rinnovo, il procuratore giustamente se la segna questa qua, anche perché poi dovete considerare che per Meret è una vetrina importante, Certo. anche per la sua eventuale carriera di cessione a un'altra squadra. Se vediamo Traversone 1, le vediamo un po' di meno perché sennò diventa forse noioso, però partiamo almeno dall'1 perché è importante partire da dove parte l'azione. Allora, Traversone 1. Perché le due azioni non sono affatto uguali, identiche, sono totalmente diverse. Però è stata paragonata l'uscita di Andanovic con quella di Ospina. Il Napoli è in 4-2-3-1, i 4 difensori non li vediamo tu, i 2 centrocampisti, li vediamo qui, detto il 3 è Osimhen. Insigne sta per crossare nel suo passaggio tipico, vi porterei a farvi vedere dove è Elmas. Elmas è dietro la linea della palla e dietro Insigne. Guardate dove è Elmas. Esatto. Facciamo traversione 4, saltiamo dei frame. Vediamo quello che dicevo io, il 4-2-3-1. Effettivamente l'uomo più avanzato del Napoli è proprio Osimhen, scusate. Elmas, da che era dietro la linea della palla, ed è un passaggio, e la palla va sempre più veloce di un giocatore se la passi bene, sta prendendo la sua posizione. Attenzione, ancora non lo vediamo, ma la palla è partita dalla zona di Insigne, Andanovic c'ha Osimhen, è una sola la zolla dove la palla può finire, e la palla sta venendo non come è successo per il Napoli per il rimpallo da una posizione addietro, sta venendo dall'alto, dalla zona di sinistra o alla destra del portiere, quindi Andanovic ha un solo posto dove deve difendere la porta. Vai a traversone infatti 5 e poi 6, qua li dobbiamo vedere tutte e due. Arrivo. Sì, intanto vediamo che Osimhen è in fuorigioco e questo è un difetto che si deve prendere. Non potrà mai essere in fuorigioco Elmas perché è partito già prima che Insigne calciasse ben oltre, insomma, dietro la linea della palla, e quindi pensate che rincorsa ha fatto, da dove è partito. La sbuccia il difensore dell'Inter, quindi in questo momento rimette in gioco da regolamento sia Osimhen che Elmas. Elmas è già in gioco, è sempre stato in gioco, è ancora in gioco, quindi non lo deve rimettere in gioco, scusate. Dal punto di vista del regolamento e dal punto di vista del lessico sarebbe un errore mio, però rimette in gioco Osimhen che fa una cazzata perché o fai gol e guardate dove è Andanovic non ha il problema di difendere l'angolo destro della sua porta perché la palla viene dall'alto lì e solo qui può finire, quindi infatti quindi già il vantaggio di posizionarsi con i piedi e di sapere dove deve andare a chiudere. Lui la tocca col petto, vai a traversone 6, anche se non la vediamo, però è quello che vi sto dicendo io. Andanovic sa già con quel passo, e gli basta quel passo sulla zona, che può andare a chiudere in quell'angolo là, perché non deve andare prima da un angolo e poi tornare da un altro angolo e poi andare di nuovo in un altro angolo, come è successo a Ospina, che è al centro, tiro di testa, deve andare a chiudere un angolo, non si concretizza quell'azione perché la sbuccia, rimpallo, si rimette dentro, al centro della porta e invece poi deve ritornare su quel palo. Lui va a chiudere qui. La palla rimbalza a terra e poi rimbalza non tanto alta e non da assist, ma vediamo perché ci ho messo da dietro la porta, traversone 7 e traversone 8.
Intanto sarebbe da premiare l'attacco alla porta, alla profondità, allo spazio con i tempi giusti di Elmas, partita in colore, penso e vai in successione. Quindi vedete, Elmas è molto ancora lontano la palla e ci arriva con i passi giusti, non all'Alavezzi, perché la palla veniva dall'alto a sinistra, Insigne, e lui invece è nella zona alta di destra del campo. Vai avanti tranquillamente, vediamo frame su frame. Arriva con la coordinazione giusta, ma Handanovic ha solo quell'angolo da chiudere. La palla lo vedremo poi da un'azione da dietro la porta, dove si vede meglio la profondità. Innanzitutto, cari amici, amiche belline, vedete che Elmas pesta il piede. Questo non è, vedete, il calcio alla cieca, è tutto il contrario, no? del Five Rose, sulla linea dell'area piccola. Quindi se Dzeko era a 2,62 m, Elmas è a 5,50 m. Ragazzi, è molto diverso, è molto diverso. E Handanovic è a 4 metri dalla porta, dalla linea di porta. Quindi lui è già a ridosso, perché non è dovuto tornare indietro tra i pali e non è dovuto andare a difendere il palo alla sua, diciamo, destra, ma direttamente col suo palo in basso. Vai avanti con il traversone, vediamo che c'è, 10. È chiaro che poi vedremo benissimo da dietro la porta l'azione, come la prende pulita Elmas e la alza, solo che lui è 2,5 metri più lontano dalla porta rispetto a Dzeko e il portiere a 1 metro dal suo piede, cosa che non è riuscito ad arrivare Ospina out. Lui gli arriva, qua non si vede la parata e il tocco di classe che fa Elmas, ma gli è arrivato. Elmas è riuscito addirittura a guadagnare questi altri 2,5 metri, però Handanovic doveva farne solo uno. E poi anche il fatto che un portiere si può buttare. Vedete Handanovic, Valerio, dov'è? Guarda, bravissimo Valerio, vedete dov'è la linea scura e un po' dietro di lui? Guardate quanto poco spazio ha dovuto fare e invece Elmas quanto altro avanzato. Andiamo a vederla da dietro la porta. Aspetta che te la nomino, cioè te la vado a scegliere perché sì, perfetto, l'ho chiamato proprio Elmas in previsione. Grazie Valerio, sei figurati, grazie a te. Sei precisissimo. Lo so, casomai presi dall'emotività, uno non sta a guardare le linee, il centimetro, eccetera, lì è Gattuso out, ma sia poi prendono questa frase, faranno un montaggio, io passo come quello che vuole devo scrivere una lettera, non conosco il procuratore di Gattuso, a dire egregio dottor Gattuso, perché loro, i campioni di Coverciano, sono pluripotenziali, insomma andiamo a vedere Elmas 1, 2 e 3 in successione. Però già da queste cose, spero che non siano state tante noiose, intanto vediamo che l'azione è diversa, perché stiamo valutando una palla che viene dall'alto, da molto lontano, per quanto il passaggio è bello, ma è molto più facile da battezzare per un portiere, perché non c'è una carambola, perché non cambia traiettoria, non cambia palo, e perché solo lì poteva finire. Non poteva finire dall'altro palo, ragazzi. Allora, ho Elmas 3, 4, 5, 6. Sì. Con tutto che è stata sbucciata, questa qual è? Questa è Elmas 3. 3. Aspetta che me la vedo pure io così. Ecco, Elmas 3, vedete come, e poi vedremo il 4, è bellissimo, perché il 4 è quello che mi aiuta moltissimo. Lui, l'azione che abbiamo visto dall'altra parte, questo è il controcampo, quando lui è riuscito a guadagnare questi altri metri, Handanovic ha la possibilità rispetto a un calciatore di allungare. Ricordiamoci che Handanovic è un portiere superiore a 1,90 m, cioè non è un portiere piccolo, e lì ti aiuta. Vedi in successione Elmas 4 e fermati. Vedete, lui la prende bene di piede, coordinato. Elmas non sbaglia l'intervento e fa quello che deve fare, cioè la deve mettere lì alta per non far arrivare il portiere di classe. Vai Elmas 5, che fa capire perché non abbiamo fatto gol. Quindi Elmas, ricordiamoci da dove è partito da 40 metri dietro.
è riuscito a arrivare con i tempi giusti, è coordinato a prendere bene di piatto, raffinato, eccetera. Partita in colore, sì, però qua l'intervento l'ha fatto giusto. È perché per caratteristiche lui la porta, la sente. Gli ha coperto tutto lo specchio, perché è partito in anticipo sul tiro di Insigne, perché non ha dovuto cambiare traiettoria di pali, eccetera, perché è più lungo, e perché la palla era a metà strada, non era come a Dzeko che gli è rimasta vicino al piede poi, e invece Ospina è dovuto andare a là. Qui era più vicina, ve l'ho fatta vedere con i metri, a lui rispetto a Elmas, che comunque è in corsa, in percussione. Qua non vediamo più la palla, e Elmas 6, se lo riesce a far vedere, la rivediamo, che la palla si è alzata, quella di Elmas, però lui non ha sbagliato perché l'ha presa pulita. La canzone non è per far pubblicità di Valerio, che è nata come un gioco, anche se c'è stato un lavoro lesticale poi unito alla musica. Qua è perfetta, vedete, qua si vede sulla faccia di Andanovic. La palla è giusta, il tiro è di classe, e che comunque non è ai 2,60 m come... perché l'ha già calciata, attenzione, mentre Dzeko calcia da quella posizione, perciò non lo può sbagliare mai il gol. E ragazzi, non puoi proprio fisicamente sbagliare un gol da 2,60 m, 2 metri manco e 60 dalla porta, pure se la tiri altissimo. La porta la becchi per forza. E Elmas la alza di classe. A meno che tu... no, ragazzi, no, vabbè, non si analizza così il calcio. Cioè, avete visto? No, non puoi fare ma la devi dopo. Ragazzi, tu stai correndo da 40 metri con una palla che dall'alta, che è di Osimhen. Invece io dico qui, lui ha giocato, come mi insegnò una chiacchierata a Shackford, che era il pivot della Juve Caserta di pallacanestro, che diceva: io prendo tanti rimbalzi perché valutano tutto, che aveva Gentile e Esposito, che erano due guardie eccezionali, come se le mie due guardie sbagliassero sempre il tiro, e quindi c'ho quel centesimo di secondo di vantaggio sui difensori avanzati sul rimbalzo. Cioè lui ci va convinto, come se la palla gli arrivasse, come comunque se non la prende nessuno, la prende manco Osimhen. Invece se avessi avuto quella titubanza, aspettiamo a vedere che cosa succede quel centesimo secondo, ci arriva bene, ci arriva di classe, riesce ad arrivare all'impatto col pallone, la mette da dove deve mettere. Cioè tu non puoi pretendere che ti fai 40 metri di corsa con una palla che non è tua, la prendi pulita, casomai tu la svirgoli e gli passa proprio sotto il braccio di Andanovic. Però chi vi dice che Andanovic, che è in netto in vantaggio rispetto agli attaccanti di Napoli, a questo punto se vede la palla bassa fa un'uscita più bassa? Non si fa col 6 il calcio, noi dobbiamo valutare l'azione che stiamo vedendo. Va bene. Sì, siete anche pulcini bambini, va bene. Non è che non si fa, non è che non si fa. Lui quello è riuscito a fare in quella corsa. Cioè, forse non sono riuscito a spiegare. Esatto, no, spiega, questo è giusto. È chiaro che tutti noi diremo: allora proviamo a metterla. Ma il calcio è uno sport dinamico, di corsa. Noi vediamo queste immagini piccole, come se fosse niente. Allora io domani ti dico, amico Bellino, esci di casa, fatti di corsa il tuo isolato, mediamente un isolato di una città è 30-35 metri, lui si è fatto 40 metri, quasi un isolato, ma non è che se l'è fatto così, arrivo a guardare che la bella ragazza di turno che di là, che deve prendere una sfera, cosa così, e prenderla non all'Insigne. L'ha presa pulita, l'ha presa perché doveva sperare di prenderla alta, però Andano ci ha fatto 1,5 metri, ragazzi, rispetto a 40. Cioè, lo vogliamo valutare? Ed è un portiere top, nonostante gli errori là. E che ho detto, l'ha presa pulita, alta, e Andanovic gli ha chiuso lo specchio. Nessuno sta dicendo che è un genio Elmas, ma stiamo almeno valutando i centimetri, da dove è partito, quanti metri fa un portiere, la bisettrice, la cosa. No, il portiere aveva quell'angolo di porta che ha dovuto controllare dall'inizio, perché anche se Osimhen fosse riuscito a intervenire sulla palla, ho detto, quella era la direzione del pallone. Che poi ricordiamo che avendola toccato Osimhen, Elmas diventa fuori gioco, quindi fuori gioco, esattamente, quindi comunque il gol sarebbe stato annullato. Però possiamo essere d'accordo, quello che volete, detto no, i pulcini. Il punto è che sono due azioni totalmente diverse, non possono essere valutati ugualmente, e non te ne puoi uscire. Andanovic è un top portiere, sì,
perché lì se no non hanno preso gol, e Ospina abbiamo preso gol, perché hai preso gol sul rimpallo che ti ha messo in controtempo il portiere e la palla è rimasta esattamente davanti a 2,60 m dalla porta. Dai divani tutti Cavani. Questa non è male, perché dai divani siamo tutti Cavani, sicuramente. Sì, ma infatti dai divani... Comunque, Guido, insomma, bellissimo questa possibilità di guardare, perché io su Elmas sono uno dei pochi che lo difende, anche perché lo vede come il futuro, visto che lì non sappiamo se potremo fare degli acquisti, però sulla destra qualche dubbio, qualche perplessità me la lascia come prestazione, eccetera eccetera, ma alla fine della fiera comunque l'occasione clamorosa è perché lui ci va, perché è l'unico che ha nel suo DNA l'attacco alla porta e il riempire l'area insieme ad Osimhen, perché uno poteva dire avresti potuto mettere un ass, avresti potuto mettere Malquit, ti giocavi Mertens subito, tutte queste cose non le fa Spalletti, ma Elmas anche nella sua difficoltà alla fine ci è andato a quel... ma questa la tua valutazione è importante, perché allora diciamo che è uno scapocchione, come che ha detto Guido, nei pulcini, e però io direi facciamo un passo indietro, quella palla di Insigne non è per Elmas, è per Osimhen. Perché nell'azione, perciò io vi ho fatto vedere da quando calcia Insigne, ragazzi, però non è che però ecco, da quando calcia, dove è Elmas, vedete le linee del campo, Elmas è nella linea scura e Insigne nella linea chiara, Osimhen non si vede, il passaggio non mi dite, e infatti là davanti, che è per Elmas ci va e ci crede, quindi lui intanto, se non ci avessi creduto, non lo va manco a fare quell'intervento. Noi dobbiamo non premiare, valutare il fatto che è un ragazzo che ha potenzialità, che attacca la porta e che possiamo lavorarci su, perché anche con maggiore fortuna nelle azioni, su 10 azioni di queste qua ti riesci a fare 4 gol, comunque quella no. Detto, però ricordiamoci l'azione da dove parte, quel passaggio di Insigne non è destinato a lui e non è manco il taglio da Caglion, quel passaggio è nettamente destinato per Usi. E al 28 è d'accordo e dice doveva colpire di testa lui, esatto. Quindi lui ha fatto anche un di più di quello che è richiesto dall'azione, proprio perché secondo me nel suo DNA la Shexford ce l'ha, detto io, e quelle cose ce l'hai, all'Inzaghi non ce l'hai, non ci sta niente da fare. Sul fatto della destra, lì, sempre perché non dobbiamo fare quelli al contrario, no? Come diciamo ieri, non è che perché uno c'è simpatico, è stato non solo disordinato ma poco incisivo rispetto alla sua capacità di penetrazione, tranne alcune azioni e anche fisicità. Può migliorare, però ho detto non è manco il giusto che noi dobbiamo chiedere a questo ragazzo di fare tutti i ruoli, tutti benissimo, se non li fai è un bidone. Sì, perché poi abbiamo perché giocato no, in mi 10. sta sembrando che Elmas è lo scemo del villaggio. Ecco, diciamo che abbiamo giocato in 10. Ecco, però ho detto che a me questi amici bellini non piacciono. Ve lo dico, mi spiace, ho detto perché lui è il 23enne che dici vai fai questo, lo deve fare, si deve star zitto, e sai quella cornuto e mazziato, questa è un'espressione che invece mi piace di Napoli, non quella delle femmine belle, là. Detto si deve prendere pure le critiche da sopra. Chiedi una Insigne di giocare fuori ruolo, ti manda, infatti come ha fatto con Ancelotti, perché farebbe brutta figura e si prenderebbe le critiche, non è buono. Lui lo può fare ed è pure più giovane di tutti, quindi ha una carriera ancora da solidificare e si deve prendere le critiche. Questo non significa che ha fatto una signora partita, però non è scritto da nessuna parte che un giocatore debba fare 7 ruoli tutti benissimo. Quello è chiaro. E oltretutto senza avere continuità in uno dei ruoli è difficile anche vedere la crescita. Qua si vede che tu sei bravo, gli altri youtuber sono improvvisati. Perché se tu dici a questo punto io ti ho dato questa stagione, sei bloccato, gli fai una chiacchiera perché ho 3 giocatori a sinistra, uno più forte dell'altro, già difficoltà a far giocare il terzo, però mi piaci, allora ti metti inizio campionato, ho detto guarda io questa stagione ti adatterò a destra, ma almeno si fa 15-16 partite, ti adattato a destra. No, invece questo qua, ogni partita gli fai fare un ruolo diverso e si deve prendere, fa bene, fa benino, fa maluccio, eccetera, ma si prende da questi qua. Abbiamo giocato in 10, noi abbiamo giocato in 10 Insigne, Zelinski e Osimhen, e qualcuno ci deve spiegare perché non abbiamo chiesto, cari colleghi, perché sono entrati così tardi. Ecco perché poi l'Inter ha avuto un baricentro più alto, non un baricentro nullo nel secondo tempo, se parliamo di centimetri abbassati, ma noi abbiamo giocato senza attacco.
se dobbiamo dirci le cose, non un giocatore, senza 3 giocatori. E infatti... Perché schierare Valerio, non uno scapocchione, non una giovane promessa, non Zanolli, Turni, eccetera, eccetera, ma Mertens, che non dico che non deve fare tutte le partite in 95 minuti, ma è stato schierato all'84esimo e 12 secondi. Che deve fare? È chiaro, è chiaro. Quando tra l'altro non ce l'avevano più la squadra, il pallino ce l'aveva sempre l'Inter e lui correva come un cane nel cortile, pressando fino sopra Andanovic. Abbiamo giocato in 10 perché abbiamo tenuto fino all'84esimo dei giocatori, che non è bocciarli. Ho detto cambi all'84esimo, non sono cambi per cambiare la partita, per incidere, sono cambi per dire è finita la partita, perdo un po' di tempo, cioè, vanno dette queste cose. Sì, perché quello non è una scelta di cambiare la partita, nemmeno di difesa, è finita proprio, stai veramente facendo una sgambatura, veramente fai girare il cronometro. E poi giustamente sono venuti in meno tutti e 3. Perché non io non capisco nulla di calcio, va bene, avrà ragione quell'amico Bellino, però un certo Bruno Giordano che analizza il calcio, non tutti i calciatori sanno analizzare bene il calcio, ma lui è veramente lucido. Beh, c'è una frase che mi ha colpito, finiamola questa storia dei rigori e la responsabilità, tutti i giocatori non vedono l'ora di tirare un rigore, perché tiri da fermo a 11 metri, a 7 metri e 32 di porta, dal campetti sulla sabbia in spiaggia, che non c'è, tutti fanno a botte per tirare un rigore, a quelli sterrati, alla Lega Pro, eccetera, c'è la gara a chi vuole tirare i rigori. Allora, non ci raccontiamo, però poi si fomentano i tifosi. Ha detto, però la responsabilità. E lui ha detto, tolto il rigore, ditemi che ha fatto nella partita insieme. Questo lancio, fuori misura, ha detto. Però non è un'accusa a nessuno. Ha detto, era per farvi vedere intanto un campo quant'è, in modo tale che noi cominciamo anche a valutare gli spazi, il tempo, quanto tempo ci mette un calciatore quando è in forma, non fuori forma. È molto bello, adesso manca, quando vedi le partite allo stadio, se le vedi ormai con una certa consapevolezza, che ti accorgi quando un giocatore ce l'ha o non ce l'ha, non tanto Valerio, amici Bellini, nella progressione, ma nei recuperi. Perché andare fino in fondo, siamo tutti Maggio e Gulam, il problema è che poi l'azione non si è sviluppata e devi vedere quanto sei bravo a tornare e non lasciare la tua... Lì tu vedi se il giocatore è in forma o meno, non che c'ha gamba. Valerio c'ha gamba. Pure io c'ho gamba, però ieri però, quando è stato giocato la fanno però non sai, non è che tutti i cross fai gol, lo sbagli. Sì. Io mi ricordo un Napoli-Empoli che c'era Sarri, gamba, Gulam non ce l'aveva gamba quella partita, sbaglia l'intervento, Empoli mi va in contropiede con un buco incredibile sulla sinistra, noi vogliamo un bene del mondo al Gulam perché non è in forma, e ti prendi gol. Su quello me lo ricordo bene, quel gol. Sì. Allora, io ringrazio prima di tutto Alessio per il buonasera con donazione, grazie mille. Il nostro San Valentino è comunque parlare di calcio. E Luigi, ma come non sei iscritto al canale Telegram? Io le notifiche le lancio perché lo sappiamo che YouTube non è affidabile. Luigi, devi essere iscritto al canale Telegram così non ti perdi nessun contenuto. E ti bacio. E sempre per questa questione di San Valentino, una domanda secondo me interessante di Angela. Guido, bellissimo il tuo video sull'amore. Secondo te si può amare una squadra di calcio come una persona? Secondo me sì, e te lo dico da ex, diciamo anche secondo me sì, ma è sbagliato. Diciamo, io devo tutto a una donna che amo, però ci ho messo quanti anni? Penso 44-45 anni, diciamo, sì, determinate squadre come l'Arsenal in Inghilterra, no? Viene sempre citato da chi prova a fare il colto, no? A sproposito, Febbre a 90 gradi, ma Febbre a 90 gradi non è un libro sul calcio, quanto è bello il calcio, ma di quanto siamo idioti noi maschi e ossessionati dal calcio, perché è molto diversa la percezione della protagonista maschile dalla sua fidanzata. Dice, ma tu tu ti lamenti di tante cose, non c'è soldi, e poi spendi un sacco di soldi per questo abbonamento in uno stadio che fa schifo, perché era il vecchio Highbury, non è il nuovo stadio
che è State of Hearts, quello dell'Arsenal, e l'Emirates Stadium, che è bellissimo. Dice, per una squadra che non vince mai, sì, però determinate squadre, ed è sbagliato, perché una squadra è un'entità, volendo, sportiva, giuridica, una persona c'ha interazione, e lo dico da ex punto romantico, idealista, uomo ormai stagionato, come definito. Però non è di tutte le tifone. Io penso il Boca in Argentina, il Borussia, cioè, non so se la trovo una foto, c'è una foto che ti devo mandare della curva del Borussia, no? Questa cosa, il San Paolo, che fa impressione, perché non vedi come quando andavo al San Paolo, che era così, che non si muoveva, non poteva venire tra te un altro spettatore, una piuma, perché non c'era lo spazio fisico. Ho detto, quei tempi sono passati. Sì, si può amare, caso rarissimo, però credo, e lo dico con rispetto, che sia profondamente malsano. Bellissimo, bellissimo. Allora, ragazzi, noi siamo a 2 ore e mezza di live. Per me, abbiamo parlato un pochino del Barcellona, ma domani ci sarà approfondimento su Barcellona, poi aspettiamo anche la conferenza di Spalletti, che spero questa volta, essendo Europa, io non so più se aspettarmela sul sito ufficiale, sul canale YouTube ufficiale del Napoli, non sappiamo cosa aspettare, ci sorprenderanno, fanno come me, però io sono uno YouTuber di 12.000 iscritti e quindi tengo il che fare così, invece loro, quello è proprio il loro mestiere. No, stavo pensando che in tutte queste settimane una persona simpatica si preoccupava, simpatica lo dico con affetto, non è ironico, e Mertens qua, in questa torna, cioè, intanto non avremo il problema. Sì. Non si è creato il problema, è durata mezzo tempo questo problema e mo come si fa con Lobot? Infortunato lui, infortunato Politano. Guido, secondo te che succede a destra? Perché poi a centrocampo è facile ipotizzare, Fabian, chissà, a destra ci possiamo aspettare Elmas a partire da titolare? Tanto è ormai lo scema del villaggio. Poi devi anche un'altra cosa che ha detto molto bene, ripeto, non è Guido che è un pirla, Bruno Giordano, sono perfettamente d'accordo lui, non perché il date, perché può essere un calciatore con cui non sono d'accordo. Ragazzi, cioè, una cosa è valutare un film di Kubrick, una cosa è valutare un film, e non cito un regista scarso. E come vi dissi nel video che facemmo con Valerio sulla serie Maradona, detto, io poi valuto Kubrick con Kubrick, non Kubrick con Vanzina, cioè non è omogeneo, no? E quindi tu devi valutare, sì, ok, Elmas, ma contro chi ha giocato? Il Venezia, siamo tutti bravi a giocare meglio col Venezia, con la prima in classifica. Ho detto che avranno delle qualità sia quando non la palla e quando no. Quindi casomai ti giochi male, ma con chi è il Barcellona? Andatevi non a vedere Guido, Valerio, prendimi quello, il quinto, il sesto posto, quando dissi Prudence, il Barcellona di oggi che sta andando malissimo, non sarà il Barcellona, perché Iniesta insomma è un talento, un uomo intelligente, avrà il tempo per sistemarlo, e poi capace che fanno una grande campagna acquisti, quindi aspettiamo a febbraio. A febbraio non è il Barcellona che tutti ce ne facciamo un boccone, quindi al Campo Nou, che fra un po' non si chiamerà più così, altra, diciamo, sponsorizzazione miliardaria, abbiamo scoperto che non solo il Museo Maradona non è pronto, ma ci sono anche delle illegalità, delle cose di agibilità. Valerio Amazon ha già firmato, è fatta, Valerio, è fatta. Il primo acquisto però è Depay, perché mi sta arrivando questa roba in chat, sì, da tutta la live. Pazientate, per tanto arriva Depay. Che succede? Perché? Però perché? Mi è molto piaciuto il post, la domanda di Angela Torre, no? Sull'amore. Lo vorrei riprendere, perché l'amore è veramente il sentimento che ha fatto andare avanti l'umanità, no? Che è talmente più forte da aver superato pure le brutture che l'umanità è capace di fare. Questo invece non è amore, queste sono stupidità e ossessione, perché è sbagliato amare una squadra di calcio come una persona, perché non lo è, però così diventi una bandiera che
che veramente al vento si prende qualunque, cioè le bandiere al vento si consumano, sappiamo. Fammi No, dire, lo so, no. Valentino, lo sappiamo, Di ti stavi di te riportando no, questa ma cosa, è di chiaro, te è chiaro. l'abbiamo capito, perché ormai certi di voi li conosco e so che siete intelligenti, ironici, anzi è bello. Prendevamo lo spunto, perché poi invece non era riferito a te assolutamente. Pensate che mica sono tutti canali come quelli di Valerio. Cioè, ne viene, infatti oggi è venuto uno a insultare, ha detto, ma ne viene uno ormai ogni 5-6 puntate su trasmissione, no? E invece è tutto così, è tutto Napoli, cioè, pensate il Napoli-Verona, che cosa ha portato per mesi, no? Ed è sbagliato. Poi comunque, bello che buono che viene, diciamo pure che viene, ma domani non può giocare, cioè non è nella lista UEFA, quindi che cosa serve ragionare su un giocatore che non ti può portare manco una rimessa laterale? Alain Delon. No, Valerio, vabbè. hai capito? Cioè, se una cosa, questa non è la domanda di Angelo, che non è amore, è proprio ossessione, perché dice ce l'hai e dici, quel giocatore come la Juve si è presa Vlahovic, vedete, anche nel gol che ha fatto, non lui, però è entrato nel gol, era lui a prendere di testa, poi l'ha fatto Danilo. È chiaro. Il punto è che non ce l'hai quel giocatore, quindi è il futuro, ma il futuro intanto è la partita col Barcellona. Mario ci dice, per esempio, Mertens a destra e Insigne a sinistra. Io mi sento di escludere questa possibilità, Mario, perché se Mertens non viene utilizzato sotto punta insieme ad Osimhen, non lo vedo fare questa cosa, anche se Mertens potrebbe farlo tranquillamente, lo fa col Belgio, eccetera, eccetera, ma non lo vedo Spalletti incline a questa scelta. Beh, sul Mertens sono proprio al di fuori di ogni sospetto, perché la stima, l'amore, la passione, il desiderio di vedere quei 150, no? Però anche qui riavvolgiamo il nastro, vi dissi, la mia impressione è che vedremo pochissimi minuti a partita di questo giocatore, per ragioni che un po' vi ho fatto capire. Mi sembra che una persona oggi, prima che mi collegassi, ha avanzato questo dubbio. È un dubbio legittimo, va preso in considerazione, non lo prendiamo come oro colato, però nelle varie possibili ipotesi non è un dubbio che io, diciamo, giudico, A anche perché partita, sì, no, ma questa poi ne parleremo sicuramente, ritornerà questo però discorso. molto probabilmente l'agnello sacrificale sarà Elmas, casomai non gioca benissimo, da là sono dell'ira di Dio, così si prenderà, giochiamo in 10, non scappo, ancora non abbiamo capito. Intanto però mi sarebbe piaciuto, a me non piace questo tipo di gioco, Valerio, per dire quale giocatore del Napoli sarebbe titolare dell'Inter, però una cosa la sappiamo, non Insigne. Ci avete rotto l'anima per una stagione e mezzo, cioè da svincolato, il buono e brutto e cattivo Guido Gentili ci aveva ragione, da svincolato, e come agirà adesso il buono, e non siamo noi il buono, per questa fine del campionato. Peccato. Beh, non è andato lì. Io quell'articolo l'ho scritto a settembre. Io mi sono esposto culturalmente, non calcisticamente, culturalmente. Pietro, È io non mi svincolato, sento... significa che non deve versare €1, gli può pagare uno stipendio, e non c'aveva 4 milioni e mezzo, ho detto, ma io lo dissi tranquillamente. Quindi Insigne non giocherebbe titolare nell'Inter. Quando si dice questa è la rosa, lì, perché se dobbiamo fare questo giochetto, che ripeto, a me culturalmente, ideologicamente, calcisticamente non piace, abbastanza sterile, questo no. Però se dovessimo fare, a questo punto, dobbiamo dire i portieri no, i terzini no, Koulibaly forse sì, Lachmani si tengono scritti. Il centrocampo chi? Forse Fabio. Attacco nessuno, tu non puoi togliere Dzeko per Osimhen. Cioè ragazzi, non scherziamo. Non c'è dubbio. E sulla domanda meglio Spalletti o Gattuso, io mi riservo di aspettare, perché non dobbiamo essere non dobbiamo né avere fretta nel fare il confronto con il passato, perché le situazioni sono sempre diverse. Tiriamo le somme a fine campionato, vediamo cosa si sarà fatto di meglio o di peggio. No, io invece ti rispondo, perché dobbiamo fare un salto di qualità. Il problema, perché poi è una domanda semplice, legittima, è anche una curiosità che ci sta, no? Perché poi tu hai tante tifosi che vogliono sapere cose, vogliono la tua opinione, sono affamati in senso positivo, nel senso più nobile.
Però voi avete il diritto e dovete avere il piacere di fare anche le domande che possono sembrare stupide. Da un punto di vista societario, da un punto di vista della mia categoria, cioè i giornalisti, invece si dovrebbe fare un discorso diverso, nel senso, più che meglio, impariamo a partire intanto come base da tutte le cose positive. È impossibile che una persona, anche il più imbecille, abbia fatto una cosa positiva, poi addirittura a quei livelli, e correggiamo le cose negative, quindi partiamo da quelle, in modo tale che non ogni anno facciamo avanti e indietro. Quindi Gattuso 2 cose avrà fatto 2 su 100, una schifezza, non è così. Quelle 2 ce ne teniamo, le molliamo, e così ne dobbiamo fare solo 98. Cioè noi siamo bravi ogni volta a fare il gioco della torre, che funziona benissimo perché è anche divertente in campo di, diciamo, di chiacchierate tra di noi in chat. Però da un punto di vista della societario, no, perché le squadre si costruiscono aggiungendo tasselli, e invece noi perché in questi anni non li abbiamo vinti questi? Perché la smonti, a partire dall'allenatore. L'Inter è partita da delle cose buone con Spalletti, ha tolto quelle meno buone, ha sacrificato anche quelli che erano le cape calde, ha anche sacrificato chi giocherebbe come titolare. Politano ce l'aveva Conte, ce l'ha dato con un fiocchetto. Lui ha vinto lo scudetto, poi Conte. Politano non è andato in Champions League con Napoli. Quindi chi giocherebbe? Noi, chi ha nelle squadre? No, vi hanno insegnato in questi mesi. E Zelischi, e poi nessuno, non c'era nessuno perché non se li sono comprati. È chiaro. Non credo che la Juventus, che ha speso 75 milioni a rate infinite, non poteva prendersi Petagna in qualunque mercato estivo. Ma non se lo prende perché non ti sposta questi equilibri. No. Quindi Gattuso, aspettiamo fine campionato, però la mia categoria dovrebbe essere brava a valutare, a divulgare, a insegnarvi a valutare tante componenti umane, calcistiche, progettuali di un allenatore, in modo tale da non ripartire sempre da zero. Perché se riparti sempre da zero, l'Inter nei 100 metri intanto ne aveva fatti 40 e quindi deve colmare quei 60 metri. Il Napoli parte da zero, l'anno dopo riparte da zero, poi l'anno dopo non sarà l'Inter, la Roma che ne ha fatti 30, invece noi ripartiamo da zero. Questo non va bene. Fabio, ho sentito questa cosa, Pirlo molto vicino alla Salernitana, oltretutto dopo un no di Gattuso. Queste sono salva, a questo punto la Salernitana è salva. No, ma perché... Però Valerio, io vorrei chiedere a questi colleghi quanti punti ha fatto la Roma nel girone di andata? Casomai non te lo ricordi, me lo ricordo io a memoria, 32, ed è la Roma di Mourinho. Ma quanti punti doveva fare la Salernitana, che ne ha fatti 8 nel girone di andata? Non è un miracolo sportivo, è un'impresa sportiva difficile. Tra l'altro ha fatto 2 pareggi con i 2 scontri diretti, ma io gli auguro tutto il bene del mondo, perché sportivamente io a qualunque squadra non posso tifo la mia, però le altre squadre non sono contro. Però ci rendiamo conto, cioè, che la Roma ha fatto in un girone 32 punti e qua si chiedeva alla Salernitana di farne, non so, 29 in un girone. E ti devi salvare con 37, quelli sono. Poi può darsi che si salva, ma incominciano a vincere fra notte 10 di turno, ma è veramente... Sono troppe squadre davanti che devono mollare. È lo stesso discorso della Juventus campionato, cioè lo puoi pure fare, mettiamo l'improbabilità dell'1% che si fa, ma tutte le altre poi devono crollare e diventa quasi impossibile. L'anno scorso, per esempio, l'improbabilità è successa con il Benevento, che è crollata a picco, ma è una. Ti bastavano, però la domanda invece che andava fatta, Valerio, ed è una cosa che io vi dissi a maggio con il Napoli-Verona, perché mi venne già il dubbio sul fatto di Lotito: perché è stata fatta così tardi, proprio il 31 dicembre? Perché da un punto di vista, a parte che doveva essere fatto un mese dopo la fine del campionato, rimandi, vabbè, diciamo l'ultimo rimando per non perdere la faccia Gravina, il 31 dicembre. Perché è stata fatta così tardi? Perché forse se veniva fatta 2 mesi prima, con un'organizzazione diversa, con una spinta, forse intanto non ne facevi 8 forse di punti, ne potevi fare 15, allora 15 dici, sai, io ne devo fare 22, è impegnativo, però non è disumano farle, no? Non è. Forse è stato fatto proprio scientificamente, esercizio del potere, perché è proprio, come dice Doc Brown, nel cinema ci insegna tante cose. Marti, non stai ragionando quadridimensionalmente.
ovvero tu ti preoccupi che superi il punto di non ritorno, ma lì poi ci sarà una ferrovia. Ecco, lì purtroppo, amici bellini, non c'è una ferrovia. La Salernitana, il 31 diceva, ha superato il punto di non ritorno, dal mio punto di vista. Andava anticipata questa cessione, la campagna acquisti no, devi aspettare, però una riorganizzazione interna. Si è perso tempo, sono punti, a me dispiace perché io non ho nulla contro nessuna squadra, Valerio, o ideologicamente, proprio per cultura personale, io non sono l'uomo contro, no? Sono l'uomo del video dell'amore, quindi però la domanda che invece va fatta, perché aspettare l'ultimo giorno? Ma forse non è che si è aspettato, forse si è scelto l'ultimo giorno. Ricordiamoci pure che ci sono i paracadute che poi fanno comodo magari per poi può darsi che crollano tutte e ti salvi pure con, che ti devo dire, 31 punti, vediamo, però ricordate che ogni partita che tu questa il famoso tiro con l'arco è sempre più piccolo. Guido, io ti voglio ringraziare, siamo alla fine, prendo quest'ultima domanda, ma veramente devo andare poi a fare anche un po' di che fare dopo. Hai spesso hai affermato che il Napoli ha una rosa da quinto sesto posto, ma in quale multiuniverso? Una squadra che può permettersi Mertens, Lozano, Elmas, Anghissà, Meret, Unas, Demme in panchina? A parte che non vedo la fila per molti di questi giocatori. Allora io ho detto che noi innanzitutto impariamo a accettare quello che ha detto il campo. Il campo dice che siamo partiti dal settimo posto, il quinto per me è stato un ottimo risultato l'anno scorso, partiamo dal quinto, e quindi fare dal quinto al quarto è non solo possibile, ma è anche doveroso provarci. In realtà io sono stato un po' più preciso e ho detto che per vincere, per competere a certi livelli servono tanti elementi, società, pubblico, rapporti con la stampa, eccetera. Io ho detto che come società è una società che ha delle lacune che ti costano poi punti nonostante hai giocatori di qualità, perché la Napoli è una squadra che gioca molto bene a calcio, infatti ti fa scocciare che ha una bassa percentuale di realizzazione, che è uno di quegli elementi che serve per vincere. Quindi sono stato un pochino più preciso, io non ho mai detto scarsi, assolutamente, però ho detto ragazzi, per arrivare a certi livelli non puoi trascurare che serve un peso specifico del palazzo, è una tifoseria non litigiosa, cioè è una società che ha, perché sono tutti piccoli elementi. Io c'è un bell'articolo adesso, non mio, quindi dove diceva è arrivato il Napoli di fare questo benedetto salto di qualità, ma a partire dalla società, perché sembrava scritto da Guido Gentile, le cose che ci siamo detti, no, il Napoli non ci sa niente fare, ha bisogno di alcune figure manageriali in società, perché se no non riesce a fare quello step. E ragazzi, anche e poi esce un altro Napoli-Verona, è un'altra punizione con l'Inter. Da un punto di vista ideologico Moggi è condannabile, da un punto di vista della conoscenza del calcio era un top, cioè lui non sbagliava i giocatori, anche quello che diceva questo non è un campione, e non lo diceva per invidia, per bocciare, anche quando alcuni li ha presi la Juve, ha detto questo non è un campione, ma soprattutto da un punto di vista del carisma, cioè che quando Moggi, e non è che tutti i giorni, si presentava sul campo di allenamento anche a far finta di parlare un altro col secondo là, significa che qualcosa non è andato bene, e vedi come io non ho bisogno di parlare, cioè se Moggi arrivava a parlare significa che era l'ultima ratio prima del licenziamento, quindi già il fatto che lui quel giorno dice oh oggi c'è il direttore generale, forse ti viene il dubbio, non ci stiamo allenando al 100% e senza che ti dicono nulla ti alleni. Allora, per quanto sia, ripeto, quanto di più distante dal nostro universo etico e morale, però ci sono dei riconoscimenti sportivi e di competenza che vanno, proprio che io sono onesto sempre intellettualmente. Allora, certe figure di raccordo, ma voi quante volte è l'aereo sbagliato, è il ritorno, è il nonno di quello lì, come si chiama? È la città che parla lì, è il Cavani, è l'Hotel Vesuvio, poi lo prendiamo sempre a folklore, ma gli altri poi vincono gli scudetti. Allora io l'ho già detto, il folklore fuori dal campo, e invece noi lo portiamo in campo il folklore. In campo il folklore non vi dà punti. Bene. Però io ho cercato di essere, probabilmente non lo sono quasi mai, più preciso, che non è una bocciatura alla rosa,
E lì infatti l'errore, è tutto l'universo Napoli che in questi ultimi anni, e d'altronde lo dicono i punteggi degli ultimi campionati, non te la puoi prendere sempre, ma anche diciamo gli arbitri ci trattano male, allora significa che è una società che non è capace di farsi rispettare, allora non è un'altra valutazione che va messa. Se vogliamo fare solo i piangini, ok, è colpa degli arbitri, allora perché non facciamo nulla? Come cambia questa cosa? O ti sta bene? Questa è la cosa che è chiara. Guido, io ti ringrazio tantissimo, vado in sigla, ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio a tutte le amiche Bellini, amici Bellini, e ricordate, perché fanno un lavoro meraviglioso i veterinari in tutta Italia, isole comprese. È un lavoro duro, io ne ho uno in famiglia, una persona meravigliosa, spesso non riconosciuto, e poi sono persone che veramente hanno una grande sensibilità rispetto ad altri esseri viventi, perché non siamo noi, sono gli unici esseri viventi su questa terra. Siamo umanocentrici. Ciao Guido. Allora, amici bellini, io vi bacio forte, vado un attimo a fare così, chiedo a Pietro, io ne ho 38, quanti ne hai tu? Pirlo alla Salernitana sembra saltata per prendere Nicola, discorso che abbiamo già praticamente affrontato, continuo a fare sempre questi discorsi che non ne azzeccano mai una. Inter porta sfiga al Napoli, non sapevo di Lobotka, perdiamo anche Politano. E certo, amico mio, ma io facevo una considerazione finale anche con Salvatore Pengo e il resto dello staff di Caffè Napoli. Ma ci ricordiamo quanti giocatori abbiamo perso per infortunio proprio nelle partite contro l'Inter? Ora, può essere un caso, ma a me piace anche pensare di intuire che certe partite che ti richiedono una tensione diversa, anche muscolare, uno sforzo muscolare diverso, la tensione mentale così, è facile che ti portano più a degli infortuni, a degli sforzi superiori proprio per dare quella sensazione siamo a livello, quando in realtà probabilmente siamo un attimino indietro. Vi abbraccio fortissimo, un abbraccio veramente a tutti, ho tantissimi screenshot ancora da recuperare per trovare la sigla, ma ci vediamo domani con Approfondimento Barcellona, con intervista, se riesco ad organizzare, mi organizzo, con il giornalista che vive a Barcellona e scopriremo che Barcellona è facile, siamo favoriti, non credo proprio. Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema. Ciao. A me è rimasto, ciao Valerio, è rimasto Guido, un dispiacere. Dammi un minutino. Sì. Torno subito. Aspetta. È rimasto un dispiacere di quel tifoso della Lazio che poi non è più tornato. Non vorrei che avesse
Hai ragione. Non so, la paura che uno lo sfotte, io sarei il primo a difenderlo proprio umanamente, a Ma prescindere da sì, sì, io, guarda. io poi mi ricordo pure che era uno di quelli carini, cioè che... Ma guarda, lo difenderei con le unghie e con i denti, piuttosto invece non rivolto a lui. Facevo delle considerazioni su la possibile classifica del maestro Sarri. Insomma, deve fare qualcosa di eccezionale adesso, tipo 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Insomma, e sarebbero 71 punti a fine campionato, che l'anno scorso ne ha fatti 68. Però fare 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Quindi sta andando, cioè non va in Champions la Lazio, Valerio. Cioè 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte è un rendimento altissimo che faranno poche squadre, per intenderci, e lo stesso non è sufficiente per intenderci. Quindi per il Napoli è fondamentale quella partita, no, dove invece la Lazio ancora sarà affamata di punti, non perderla, perché la Lazio, ma manco se le vince tutte, no? Detto... No, ma sai qual è il problema? Che io mo sono veramente avvilito perché sto sentendo la stessa solfa che ho sentito nell'avvicinamento all'Inter, la sto sentendo per il Barcellona, che il Napoli se la può giocare, che non è il Barcellona di una volta, eccetera, eccetera. Ma veramente, cioè, pur di magari... Io credo che debba essere una questione economica, cioè pur di avere qualche sponsor in più, si deve portare avanti una questione di Napoli fortissimo, che è favorito, e poi illudi i tifosi che quando si vedono poi la realtà dei fatti e magari c'è un limite che esce fuori e magari pareggi con l'Inter o se devi pure perdere con Barcellona, ci rimangono male perché dici ma non eravamo fortissimi. Io non... No, questa nuova deriva del tifo napoletano ha creato un tifo distaccato, incazzato, triste, scontento anche delle cose belle, che storicamente proprio tutto il contrario, storicamente intendo fino anche dopo la delusione dello scudetto dell'88, storicamente invece non era così, cioè il tifoso del Napoli era contento già di andare allo stadio, anche quando c'erano le partite comunque era contento, diceva no, comunque è stata una bella partita, cioè è sempre stata una tifoseria a volte litigiosa tra i vari gruppi di tifosi, questo sì, Maradona li mise un po' in ordine insieme, però gioiosa. Che sia diventata così triste è un peccato, mamma mia. E io lo dico perché ce l'ho in famiglia, cioè avere un papà di 80 anni che praticamente ha quasi vissuto tutta l'epoca del Napoli, tranne i primi 10 anni, insomma. Io te l'ho detto, papà si è visto un Napoli-Juventus al Vomero seduto sul prato perché aprivano i cancelli che non c'era più, anche nella Scarelli si è visto, detto, il mio nonno di cui porto il nome, si è visto lui sì, cioè le foto in bianco e nero, devo andarle a prendere che ti commuovi. Ho detto no, non è possibile, ho detto, ed è sbagliato perché poi vedi il pareggio con l'Inter va visto con freddezza. La cosa importante è Cagliari, Valerio, Cagliari. Non puoi, non che scontato, ma tu Cagliari, se non fai 3 punti, hai 3 punti in meno dell'andata e lì non te li riprendi più. Però secondo me lo stanno cominciando a capire, c'è almeno una parte di tifosi che sta andando un pochino oltre. Questa storia la stanno cominciando a capire. Ma perché c'è un poi po' più si di maturità. fanno portare avanti verso una deriva di cattiveria verbale, perché poi soprattutto chi è più giovane, casomai entra un tifoso anche nella vita reale, no, che ti insulta e tu non hai la forza morale per rispondere con una battuta, con un sorriso, perché ti scoccia che uno perde sempre. E invece prima non era così, perché tra l'altro noi non eravamo, a parte il razzismo, non vi lavate i terrori, cosa, proprio il Napoli, non essendo una società vincente che faceva pure, non era manco insultata da questo punto di vista. Invece adesso i secondi posti ti hanno portato a prenderti pure degli insulti, perdenti, e giustamente c'è chi non li ha potuti godere gli scudetti, e umanamente io lo capisco che ci rimane male, non tutti hanno proprio la forza di scrollare le spalle e dire ma sì, poi alla fine vabbè, abbiamo perso, e io poi me ne vado a casa con un figlio meraviglioso, genitori meravigliosi, amici, ma andare a giocare a bowling, abbiamo perso un minuto di cattivo umore. Senti, come stai tu? No, schifezza. Tra l'altro oggi dovevo
fare, mi hanno annullato, ero tutto contento, finalmente contento, insomma, comunque poi devi vedere cosa esce fuori, invece forse per Covid hanno chiuso oggi il reparto ecografico, ma su questa cosa. Beh, è venuto Baglioni, io c'avevo il biglietto, non sono andato a vedermelo perché avevo una paura fottuta. Io poi non sono un ipocondriaco pauroso, ma sia tu, se Rita pensa che secondo io sono una persona meno ipocondriaca, essendo seguace del metodo razionale, logico, deduttivo, Sherlock Holmes non posso essere, e che appunto non ho le coordinate, cioè una volta che mi hai raccontato 3000 balle, come fai a affidare? È chiaro. ma allora io dico, sai che ti dico, non avendo certezze, verità, mi sto un po' buono. Beh, oggi Baglioni certifica che ha il Covid, c'hanno il Covid e le persone si sono fatte le foto con lui. È sicuro, è sicuro. No, e poi è un sacrificio, non ti credere che in questo periodo io che sono stato, io non sono un viver mondano all'abbiatore, però uno che zaino in spalla è andato ovunque, ha fatto amicizia con tutti. Tu pensa che poi alla fine ho fatto amicizia con te, che è la cosa più sbagliata di questo mondo, perché io sono antitecnologico e quindi anticaffè e antitecnologico. E poi ovviamente per l'amicizia rimane, perché da un punto di vista umano c'è affinità, c'è affetto, c'è stima, perché ormai siamo due persone, però la barriera tecnologica era insuperabile per me, quindi per dirti che avventuroso sono. Quindi è veramente brutta questo, anche da un punto di vista. Mi scrivono le donne, l'80% dei miei spettatori sono donne, quando riprendi, ma quando riprendi? Ho detto speriamo in estate, sì, però in primavera. Ma dovrei fare di nuovo gli appuntamenti del cinema ritrovato, e poi ho avuto, poi dipende da Adriano, però ho avuto dalla Paramount il via libera. Questa è una cosa che ci tenevo tantissimo per le 2 Senti, serate. ma quindi la mano di poi tra l'altro ti devo dire una cosa 50 anni del bellissima. Padrino. Scusa, quindi dovrei presentare i 50 anni del Padrino a te. Ok, no, perché sta cosa è bellissima. L'ultima serata che ho fatto, no l'ultima, la penultima, è venuto un cantante, non lo posso definire un cantante, è un artista perché suona tutto, canta benissimo, eccetera, eccetera. E lui ha origini italiane, Paul si chiama. Ha origini italiane al punto che lui capisce il dialetto, cioè io gli ho parlato, ad un certo punto ha cominciato, perché abbiamo parlato della mano di Dio, volevo sapere la sua, e lui mi fa il finale Napoli e mille culo, ha cominciato a cantare Napoli. Ho detto, ma tu veramente cioè tu rispetto a tanta gente che si millanta a essere italiano, eccetera, eccetera, lui non si ricordava il secondo verso, la seconda strofa, e ho cominciato a cantarglielo io e lui lo traduceva in inglese dal dialetto napoletano. Ho detto, ma che sei fantastico. Guarda cosa fa Paolo Sorrentino nel 2022 per il mondo, perché poi è per il mondo, e lui mi chiedeva, ma per te, tu come l'hai vissuto? È stato sicuramente più emozionante ancora per te vederlo? Ho detto sì, perché poi rappresenta anche la scelta di un artista che lascia la sua Napoli, è combattuto per seguire i suoi sogni, se ne va in un'altra città. Quindi per me emozionante al 2000 per 1000. Questo cantante che adesso sta a New York e ha origini del sud, nemmeno napoletano, Guido, pazzesco, mi traduceva in inglese. Io sono stato molto quasi poter dire bigotto e protettivo nei confronti di Napoli, altro che Angelo Forgione. Devo dire che poi, insomma, oltre il fatto di aver viaggiato, aver avuto un certo tipo di educazione, l'anzianità ti aiuta. E quello che possiamo dire, perché tu lo certifica, che poi l'essere napoletano, avere poi un certo tipo di talento, perché poi non essere napoletano non significa niente, può essere napoletano e essere uno scapocchio, è meraviglioso, però se tu vuoi avere quell'impronta penetrativa internazionale, creando effettivamente solo chi se n'è andato da Napoli, perché altrimenti rimani immischiato. Questo è molto triste in un mondo un po' troppo autoreferenziale, cioè alla fine come marchio, e lì è un altro discorso fortissimo che esporta in tutto il mondo, è solo Marinella. Però poi a fine anche il grande Edoardo se ne andò e aveva parole durissime nei confronti di Napoli, no? Ed è così, cioè Sorrentino sicuramente imbevuto
E lui ha detto, lui fino a 37 anni, insomma, e di Napoli con tutto e per tutto quello che rappresenta. Quindi il genio, il talento è nato e cresciuto e si è alimentato. Cioè. Però non sarebbe diventato Sorrentino se fosse rimasto a Napoli. Questo lo dobbiamo accettare serenamente. Quindi saresti rimasto Capuano. Vedi. Come Edoardo. Perché quello che mi dici tu è così, poi alla fine tu puoi amare quello che vuoi, però se una persona di un'altra nazione, un'altra città conosce, perché è una questione di conoscenza, non ci sta niente da fare, no? Cioè alla fine la mia compagna se ne frega niente, odia un certo tipo di cinema, tipo Rocky Stallone, però conosce Rocky Sylvester Stallone, no? Quindi anche se non lo ama, anche se non l'ha visto, quindi vedi, nel caso di è stata una mano di Dio, tu diciamo uno l'ha visto, gli è piaciuto, si è commosso la canzone eccetera, però un potere penetrativo ti arriva se tu decidi di giocare con i grandi nel mondo del tipo del cinema. E io lo dissi in quel famoso tavolo, quella cena che stavo con Gaetano Di Vaio e Carlo Luglio, quindi 2 registi, io e una scappata di casa che faceva la fighetta, insomma andava a fare la fighetta. Poi lei si annoiò con questi 3 maschietti che parlavano di cinema che lei non capiva, perché attenzione, io non parlo mai di cinema con nessuno, però eravamo in giuria a un concorso e quindi continuavamo a valutare, ma questo come pare una specifica importante, attenzione, non eravamo chi escludeva, e siccome il tempo, sai, è poco, nella giuria noi lo stavamo utilizzando perché ci avevamo dato poco tempo per fare un lavoro ancora più capillare, anche extra time. E capì lì che ce l'aveva con Sorrentino, appena all'inizio, io dissi, era un ragazzo, per me questo è un regista, per usare appunto, poi sono tifosi del Napoli sia Carlo che Gaetano, che giocherà la Champions League quando tutti gli altri in Italia si accontentano di fare la Lega Pro, e quindi fra qualche anno noi lo vedremo, non poi è successo tipo fare film che si chiama, io proprio lo previdi, ma magari si chiamerà Verdone a farlo recitare nel suo film, no? Ma figurati se Verdone accetta, l'ha fatto. Ho detto, ma lui lavorerà in Champions League, quindi con i big del cinema, che poi non so quali saranno, e invece poi è stato Sean Penn, Michael che Diane Keaton, perché insomma Diane Keaton è pur sempre l'amicitrice di Oscar, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Harvey Keitel considera che quando è uscito L'uomo in più, io questa cosa successe nell'epoca delle conseguenze dell'amore, cioè, quindi pensa un po', lui aveva fatto i film con Servillo, che non era un attore di cinema, lui l'ha sdoganato, aveva fatto film con Martone Servillo, però non era Servillo era uno stimatissimo, bravissimo e anche un po' snob attore di teatro, l'ha detto lui nell'intervista adesso lasciato per Netflix, che io snobbavo il cinema perché questa cosa lì. Quindi è vero, ma lui è molto grato, Servillo, cioè ha la consapevolezza, è grato a Sorrentino. Servillo ha 2 qualità che sono fondamentali, perciò sta facendo questa carriera meravigliosa. Togli il talento, quello è scontato, è che è uscito tardi, quando aveva la maturità, la cultura e l'esperienza per non essere travolto da un certo tipo di successo, e poi è rimasto a vivere in determinati ambienti, tant'è vero che lui non rilascia intervista, autografi, poi invece mi ha rilasciato un autografo, è stato molto cortese quando è venuto a teatro, perché ho portato mio papà a vederlo, mia madre, mio fratello lo vede continuamente, e mi fece fare l'autografo, non per me, veramente per Mariuccia, e stava col figlio piccolo, allora tu vedere questo papà in polo nera, vestito normalmente, che comunque doveva pensare ai compiti del figlio, cioè quindi una persona che non ha perso il contatto col fatto che la vita di tutti i giorni, anche se sei un VIP, anche se hai partecipato a un film che ha vinto l'Oscar, dopo, comunque ci sono queste cose, e questo aiuta, perché non ti fa perdere proprio il contatto con la vita, e quindi il talento ce l'hai, non ce l'ha, però tanta gente di talento poi si perde. Come no? Basta, se vuoi una carriera lunga, poi sul fatto della riconoscenza lì viene dalla buona educazione, no? O ce l'hai o non ce l'hai. Bellissimo. Vabbè, tesoro, io vado, devo scrivere, cioè la canzone è già scritta, ma la devo arrangiare perché tengo una cosa. Figurati,
soddisfatto della puntata della live? Assai. Per me questo fatto degli screenshot può essere, magari non lo so se, perché questo aveva proprio senso farli in successione quasi come se fosse un video. Sì. Magari Speriamo di non avere problemi. più azioni. Questo vedremo. Perché io lo volevo fare già in passato, mi sono un po' frenato, lo vorrei fare sempre. Lo puoi fare anche tu, non è che io sono vabbè, quando c'è il tempo, lo sai, nell'analisi però stavolta no, perché mi piace che ci differenziamo, cioè, poi ovviamente le persone, nessuno deve obbligare a pensare, però i 5,5 metri sono 5,5 metri, raga, quella è l'area piccola, e se tu arrivi a tirare a 2,60 metri, quello è il tiro del uno deve valutare da dove ha tirato un giocatore, ragazzi, e ha tirato quella castagna. Buon lavoro, grazie per il video, che mi sono commosso, spero di poterti no, mi mettono allegria perché mi fanno sentire un po' come se insomma, non è una frase fatta, però ho detto come per dire, non ci può essere, però ti facciamo essere un po' un minuto tra di noi. Esatto, così l'ho presa. Io lo percepisco così e quindi mi rende molto felice. Un abbraccio e buon lavoro, amico mio. Ciao.